Ok, direi di cominciare questa mattinata di lavori. Io sono Martina Semenzato e sono la responsabile del servizio formazione del Comune di Venezia, anche se oggi sono nella veste di moderatrice, quindi mi corre l'obbligo per prima di rispettare i tempi e scaletta. Quindi mi limito solo a dare il benvenuto a tutte e a tutti, ringraziandovi veramente per l'adesione, perché vedere l'aula, la sala della VEZ, questa bella sala della VEZ messa a disposizione dalla collega Barbara Vanin, piena, è per noi soddisfazione, perché ripaga di un lavoro lungo e di un processo importante che si sta un po' alla volta implementando e rinforzando rispetto al tema dell'accessibilità. Quindi sia per tutti coloro che sono qui in sala, ma anche per tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto in videoconferenza. Non aggiungo altro perché credo che tutti gli interventi che si alterneranno su questo piccolo palco contribuiranno a far comprendere qual è il senso di questa mattinata di lavori. Per cui io mi taccio e passo la parola al dottor Luca De Pietro di Regione Veneto. Buongiorno a tutti, grazie. Intanto sono molto contento di essere qua e parto con un sincero ringraziamento al Comune di Venezia perché ci ospita in questo ultimo evento, ci ospita in questa location così bella che devo dire, ammettere che da maestrino non conoscevo, quindi doppiamente in colpa e quindi grazie dell'invito, ma un sincero ringraziamento al Comune di Venezia perché assieme al Comune di Padova ci ha permesso di realizzare questa avventura. Parliamo di un progetto PNRR, quindi spesso soldi faticosi, complessi da rendicontare, difficili da spendere, ma che ci hanno dato tante soddisfazioni. Abbiamo fatto 7 incontri sul territorio, abbiamo coinvolto 350 persone, questo è l'ultimo, ma soprattutto abbiamo, quello che secondo me è importante, riattivato una comunità che era latente e che su questo tema dell'accessibilità in realtà può far tanto. Per chi ha un po' pochi capelli come me, magari qualche anno di esperienza, sa che siamo partiti nel 2004 con la legge Stanca su questo tema, tanto è stato fatto, ma moltissimo è ancora da fare. Quindi questo percorso è stato veramente un percorso avventuroso e come tutti i percorsi io ci tengo a sottolineare il fatto che poi i percorsi stanno sulle spalle, sull'energia, sulla forza delle persone. Ecco, io devo dire che per Regione Veneto hanno lavorato in tantissimi, però senza Eleonora Galesso questo passaggio noi non l'avremmo mai fatto. Quindi un sincero ringraziamento a Eleonora che ci ha spronato, a me, ad Antonino, a tutti i colleghi, a Nicola, perché per lei era un pungolo e per noi è diventato un obiettivo strategico. Quindi veramente grazie, sono molto contento di essere qua. Dico 2 cose e poi veramente mi taccio. Io vi lascio subito perché fra mezz'ora devo andare a Padova perché andiamo a fare una conferenza stampa con la rettrice per presentare la nuova rete di supercalcolo del Veneto. Investiamo 15 milioni per investire in un supercomputer messo a disposizione della ricerca, delle imprese, del territorio. Ecco, secondo me il digitale deve essere questo, deve essere guardare il futuro, investire in nuove tecnologie, ma deve essere concretezza e garantire a tutti l'accesso. Ecco, oggi secondo me è una di quelle giornate in cui vado a casa soddisfatto, anche se solo la mattina perché la giornata è lunga, in cui riusciamo a combinare sia il futuro che il presente. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Allora, ringrazio il dottor Luca De Pietro della Regione Veneto perché questa è la prima sessione in cui gli enti istituzionali che hanno contribuito al progetto hanno modo un po' di esprimere quali sono appunto le finalità. Io passo la parola invece all'avvocato Mastroianni, Comune di Venezia, dirigente dell'ICT e anche RUP di questo progetto. Prego Marco. Grazie. Beh, innanzitutto un buongiorno a tutti e un caloroso benvenuto, davvero. Anche il mio è un intervento, sarà breve, sarà un cenno di saluto per lasciare poi spazio agli interventi previsti dal programma. E come diceva, sono Marco Mastroianni, il direttore dell'area sviluppo e promozione della città e il dirigente della comunicazione istituzionale e digitalizzazione dei sistemi informativi del Comune di Venezia. Devo a nome mio veramente ringraziare e esprimere grande soddisfazione per vedere la sala così piena oggi. Per vedervi
insieme in questo percorso che stiamo facendo, per poter oggi ospitare questo incontro conclusivo appunto nel percorso formativo rivolto agli enti del territorio sull'accessibilità dei servizi digitali, organizzato e proposto insieme alla Regione del Veneto e al Comune di Padova. Ringrazio fin da subito ovviamente Luca De Pietro che mi ha preceduto, ringrazio Antonio Maria Anselmi, rappresentante di ANCI Veneto, il collega del Comune di Venezia Danilo Corrà, Disability Manager, e Antonio Romano in rappresentanza di Agit che ci raggiungerà nel corso della mattinata proveniente da Roma. Permettetemi quindi di salutare tutti gli enti presenti e diversi partecipanti, ma permettetemi anche un ringraziamento particolare a Federica Bettio che con grande professionalità, entusiasmo, passione, sì grazie, veramente un applauso lo merita, ha lavorato alacremente a questo progetto. Grazie Federica, grazie mille davvero. Benvenuti alla VEZ, questa è la parte aggiuntiva della VEZ, è il raddoppio della VEZ storica. La VEZ storica è il palazzo d'ingresso che avete visto e questa invece è la zona che insieme ai colleghi del servizio biblioteche che qui vedo rappresentati con varie persone, l'amministrazione è riuscita a realizzare, ampliando quindi il numero di disponibilità e creando quindi una zona proprio in centro a Mestre dove i ragazzi, non solo, si incontrano in maniera positiva e attiva nel nostro territorio. Tornando invece al percorso verso l'accessibilità, questo si realizza solo se è realmente partecipato, con il contributo non solo di una visione tecnologica, ma anche tramite test sulla user experience in tutto il ciclo di realizzazione dei servizi. E in questo senso va la nostra gratitudine all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, all'Ente Nazionale Sordi e l'Associazione Italiana Dislessia che hanno dato la disponibilità a portare i loro contributi nell'incontro odierno, ma anche alle altre associazioni che hanno già partecipato ai precedenti incontri che sono svolti nelle province del Veneto. Quindi chiederei anche per loro un applauso. L'evento di oggi è stato proprio immaginato per mettere al centro le voci delle associazioni e per dare importanza al loro contributo. Vanno infine citati Innova Research, Venis SPA, qui rappresentata da diversi colleghi, che descriveranno poi dal punto di vista tecnico gli interventi che sono stati realizzati e che li hanno impegnati appunto nella realizzazione e nella creazione di questi servizi digitali accessibili, nonché Intellera Consulting, EasyGov e il Politecnico di Milano quali rappresentanti della RTI che ha fornito consulenza nell'attuazione della misura. A fronte del finanziamento ottenuto da Agid, i tre enti, Regione Veneto, Comune di Venezia e Comune di Padova, hanno realizzato, come previsto appunto nell'avviso, attività per le proprie organizzazioni aziendali e nello specifico la fornitura di tecnologie assistive a colleghi con disabilità, attività di formazione in e-learning e laboratoriali e interventi su alcuni servizi digitali allo scopo di ridurre gli errori. I tre enti però, in un'ottica di collaborazione istituzionale, hanno anche fortemente voluto istituire un progetto comune per utilizzare in modo coordinato e sinergico il finanziamento a favore di enti del territorio che non potevano essere beneficiari diretti della misura. Ne sono derivati quindi, per tutti gli enti del Veneto, attività di formazione e learning, laboratori pratici e 7 eventi di disseminazione, già 7 eventi di disseminazione che hanno visto la partecipazione di diversi attori, specialisti del tema dell'accessibilità, associazioni ed enti. Queste attività appunto vi saranno illustrate oggi in dettaglio nel corso della giornata da chi verrà dopo di me, quindi non mi dilungo ulteriormente perché dopo lo faranno in maniera più precisa e concreta chi verrà dopo di me. Questo è l'ottavo appuntamento e vorremmo che fosse da un lato la conclusione di un percorso attuato grazie al finanziamento, ma dall'altro vorremmo che fosse l'avvio di una nuova strada di collaborazione, una nuova sfida. Il primo focus di oggi sarà sulla testimonianza delle associazioni, seguiranno poi le esperienze della PA sugli adeguamenti ai servizi digitali per concludere con una panoramica sulle prospettive tecniche e organizzative. Il nostro impegno è che l'attenzione verso l'accessibilità dei servizi digitali, scusate lo leggo perché mi ero preparato questa frase che volevo condividere con voi,
possa andare oltre, quindi l'attenzione verso l'accessibilità dei servizi digitali possa andare oltre gli adempimenti normativi di garanzia di conformità, ma serva a sviluppare progetti inclusivi e sempre più centrati sulle persone, centrati sulle esigenze di tutti in un momento della vita. Il rispetto dell'accessibilità deve e può divenire la chiave per migliorare il modo in cui facciamo un servizio pubblico in generale, per tutti. Io mi fermerei qua e probabilmente, adesso dirà Martina e vi ringrazio ancora davvero di essere intervenuti così numerosi. Grazie. Grazie, Avvocato Mastroianni. La ringrazio anche per la sintesi rispetto a tutto il progetto e al processo che abbiamo innescato, che ha visto veramente la sinergia tra tre enti, e questo sicuramente è il valore aggiunto di questo lavoro, che però si deve arricchire anche con tutti gli altri attori che sono parte integrante e necessari per il miglioramento di tutto quello che viene attivato in tema di accessibilità. Io passo la parola al dottor Danilo Corà, che è direttore dell'area sociale, ma che oggi è qui nella veste di Disability Manager di recente nomina. Quindi a te, Danilo. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie per l'invito. Facciamo rapidamente. Sì, ecco, chiedo alla regia di passare rapidamente le slide, anche perché poi credo siano disponibili, quindi andiamo rapidi. Cos'è il Disability Manager? Il Disability Manager è una figura prevista normativamente da qualche anno. Quest'anno, anzi nel 2024, il Comune di Venezia ha, con scelta di civiltà e lungimiranza, deciso di istituire questa figura, che non è obbligatoria, ma è, a mio modo di vedere, anche per il lavoro che faccio, come è stato detto in premessa, fondamentale per mettere a terra tutte quelle belle cose che magari possiamo dirci per quanto riguarda l'accessibilità dei servizi e ai servizi, e dare gambe a questa cosa. Quindi il Sindaco di Venezia mi ha nominato l'anno scorso e vi dico un po' brevissimamente in cosa consiste l'attività del Disability Manager e cosa è stato fatto nel corso di questo anno scarso di attività e cosa verrà fatto. Il Disability Manager è una figura di raccordo e di sintesi di politiche attive per quanto riguarda proprio la garanzia di accessibilità ai servizi, accessibilità a 360 gradi. Quindi si occupa il Disability Manager di intanto capire, e pensate un comune come quello di Venezia, un comune di terra e di acqua, un comune in cui il territorio è particolarmente articolato e quindi anche i servizi sono articolati e seguono la conformazione del territorio. Pensate, abbiamo servizi a Pellestrina, per chi conosce un po' il nostro territorio, non è andare in un ufficio a Pellestrina, non è come andare in un ufficio a Mestre o a Venezia. E quindi l'attività del Disability Manager è un'attività che deve fare sintesi, e così è stato fatto effettivamente nel primo anno di lavoro, di ciò che c'è, di ciò che già c'è. E quindi abbiamo costituito un gruppo di lavoro, perché chiaramente questa attività non è unipersonale, cioè non è che c'è una persona che fa tutto, ovviamente ciò non è pensabile, ma è un lavoro, il frutto di un lavoro di gruppo, di un lavoro di interdirezionale, perché abbiamo costituito un gruppo di lavoro tra diverse direzioni, diverse aree di questo comune, in cui abbiamo fatto effettivamente un check su ciò che si può dire già realizzato per quanto riguarda l'accessibilità, e ciò che invece manca o che va potenziato e che va sicuramente implementato. Tra le buone notizie sono che, visto che oggi parliamo di accessibilità digitale, che per quanto riguarda l'accessibilità digitale il Comune di Venezia è quasi al 100% di garanzia da questo punto di vista di accessibilità per le persone con disabilità, per cui questa è già una buona notizia, quindi mi andava di portarla subito in apertura per mettere il resto della giornata, non dico in discesa, ma comunque con
con delle buone prospettive. Siamo in ottima linea per quanto riguarda l'accessibilità, per quanto riguarda il lavoro, quindi l'accesso al concorso pubblico e anche per l'attività lavorativa delle persone con disabilità, per cui sono previste sia in ambito lavorativo quotidiano, sia per quanto riguarda la formazione, sono previsti dei supporti, degli ausili, delle accortezze che consentono realmente di assicurare quello che dovrebbe essere il must di un'attività del genere, cioè la piena uguaglianza formale e sostanziale di accesso ai servizi da parte di chiunque, ed è questo il faro che ci deve guidare. È stato fatto un check sull'accessibilità fisica, quindi un'analisi dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche nella città d'acqua e nella città di terra, per cui anche qui insomma non partiamo dall'anno zero ovviamente, quindi partiamo da una storia consolidata e con la possibilità di migliorare, e quindi insomma ci siamo dati degli obiettivi anche da questo punto di vista, e il lavoro in prospettiva, quindi di quest'anno e degli anni a venire, sarà un lavoro di costante implementazione, stabilendo degli obiettivi raggiungibili, quindi sfidanti. Abbiamo parlato di sfide in apertura, sfidanti sì, ma devono essere sfide che vinciamo, quindi sfidanti e raggiungibili, e facendo leva sulle possibilità che effettivamente il Comune di Venezia ha, e non sono poche, e tenendo però sempre a mente che è un lavoro che va fatto costantemente, progressivamente e assieme, quindi tutte le realtà, tutte le componenti del Comune di Venezia devono collaborare e stanno collaborando di fatto, ma non solo, ma la cosa andrà poi allargata alle associazioni, a quanti insomma si occupano del tema, per essere ascoltate, per portare la propria voce, il proprio contributo, per assicurare e garantire quella che, ripeto, è veramente quello che è l'obiettivo che noi ci poniamo, che è la pari dignità e la pari possibilità di accesso a tutti i servizi. Per cui il lavoro è in questa direzione. È stata, ribadisco, una scelta di civiltà da parte del Comune di Venezia, quella di formalizzare questa figura e quindi questo impegno, che non è da poco, e insomma avremo modo con alcuni di voi sicuramente di rivederci. Il lavoro non mancherà, però insomma credo sia, per quanto mi riguarda, uno dei lavori più belli questi, proprio per le finalità che si propone. Grazie e buona giornata a tutti. Ringrazio il dottor Danilo Corà per appunto anche i dati lusinghieri rispetto al punto di partenza, sapendo che comunque il lavoro deve essere un lavoro costante, che non va mai perso di vista, ma anzi va continuamente rinforzato, in modo da svilupparsi sempre di più e far sì, come spesso mi capita di dire in aula, che diventi un automatismo quello di pensare all'accessibilità già in fase di progettazione e non poi arrivare solo in fase di tester, perché devo dire che è un punto debole. Quindi più si parte in anticipo, in progettazione, più si riesce a mettere a disposizione dei servizi effettivamente accessibili e dei documenti accessibili. Io passo la parola adesso ad Antonio Maria Anselmi, ANCI. Prego. Buongiorno, grazie mille. E quest'oggi siamo qua in rappresentanza appunto del nostro presidente Mario Conte, che poggia i propri saluti a nome di tutta l'associazione e anche del nostro direttore Carlo Rapicavoli. Mi accodo ai ringraziamenti che sono stati fatti sin qui. È stato un percorso che ha visto molti soggetti, ha visto molte persone coinvolte, e fin dall'inizio abbiamo visto il ruolo della nostra associazione pienamente in linea con quelli che sono i nostri ideali. Quando si parla di formazione, quando si parla di accessibilità, ci sentiamo assolutamente coinvolti. In questo senso cogliamo anche l'invito poi di magari portare avanti un percorso anche di formazione, che è un po' uno dei principali nostri impegni. Quando si parla di accessibilità,
vediamo assolutamente coinvolti anche i nostri associati, sono i comuni, sono dipendenti della pubblica amministrazione, sono amministratori. Molto spesso a noi piace far riferimento a loro come alle sentinelle di quelle che sono le necessità del territorio. Molto spesso chi interagisce veramente con i bisogni della comunità sono formalmente i nostri comuni, molto spesso anche a volte sotto organico, con moltissimo impegno da fare, però principali interlocutori di quello che è la necessità della comunità. Quindi in questo senso preoccuparsi di quelle tematiche che fanno riferimento all'accessibilità ci vedono tutti coinvolti in un doppio senso, oserei dire. Primo, come fruitori di quelli che sono i servizi messi a disposizione dalle nostre pubbliche amministrazioni, in secondo luogo anche interlocutori di quelle necessità che manifestano appunto i cittadini. Quindi in questo senso auspichiamo che da qui in avanti possa continuare questa collaborazione. Ringraziamo appunto il Comune di Venezia che oggi ci ospita, il Comune di Padova e assolutamente Regione del Veneto, e ANCI Veneto è a disposizione per qualsiasi tipo di prosieguo di questa attività e impegno. Grazie mille. Grazie, dottor Maria Anselmi. Allora, come anticipato dall'avvocato Mastroianni, invece l'ingegnere Antonio Romano di Agid ci raggiungerà successivamente nel corso della mattinata. Nel frattempo io vi ringrazio ancora, vi saluto, insomma, se vi volete accomodare in sala. Questo è il momento che per noi è il più importante di questa mattinata, che è l'ascolto delle associazioni di volontariato. Proprio perché, come dicevo prima, sempre più è importante che tutto quello che viene realizzato tenga conto di quelle che sono le indicazioni che solamente chi fruisce dei servizi è in grado di darci. Allora, il primo intervento è un intervento da remoto, è della dottoressa Lucia Jacopini, formatrice e consigliera nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia, che si collega in videoconferenza. Buongiorno a tutti e a tutte, non so se mi sentite. Sì, la sentiamo. Eccomi, sì, mi vedete anche, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare chi sul territorio regionale e locale rappresenta l'Associazione Italiana Dislessia, quindi Barbara Ortale come coordinatrice regionale e Adriana Nal, presidente della sezione di Venezia, che sul territorio si impegnano per portare le esperienze, le esigenze, il contributo dell'Associazione Italiana Dislessia. Ringrazio la Regione Veneto, ringrazio chi ci ha invitati a questo evento, perché quando si affrontano i temi dell'accessibilità credo che sia importante avere presenti le esigenze di tutti, e questo non sempre capita con le persone con DSA, perché come sapete i disturbi specifici dell'apprendimento non rientrano nelle disabilità, e questo fa spesso dimenticare che le persone con dislessia possano avere anch'esse delle necessità nella fruizione di contenuti anche digitali, anche perché poi siamo un numero consistente, le persone con dislessia sono circa stimate intorno ai 3 milioni in Italia, 5-6% della popolazione. Due parole sull'associazione, l'Associazione Italiana Dislessia, ho nominato la sezione locale di Venezia, ho nominato il coordinamento regionale, abbiamo coordinamenti per ogni regione, sezioni in ogni provincia, e ci occupiamo già dal 1997 delle persone, dei bisogni, della sensibilizzazione, ricerca in ambito scolastico, didattico, nelle aziende, sensibilizzazione per quanto riguarda i bisogni delle persone con disturbo specifico dell'apprendimento, quindi dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Il nostro
obiettivo qui oggi è quello di portare la nostra esperienza nel campo dell'accessibilità, perché alcune necessità del lettore dislessico non sono ancora state mappate in realtà dalle linee guida per l'accessibilità, quindi la nostra presenza oggi ha un significato molto importante. Io sto collaborando da diversi anni con Accessibility Days proprio per mappare le esigenze del lettore dislessico e delinearne i contorni per poterle poi per poter dare poi una risposta concreta. Velocemente, per chi non conosce la dislessia, in 2 parole giusto per spiegare che la difficoltà nella lettura legata alla dislessia, che appunto è uno dei 4 disturbi specifici dell'apprendimento, è legata a una difficoltà nell'automazione, l'automatizzazione della trasformazione della stringa grafemica, quindi del segno nel suono nel momento dell'apprendimento della lettoscrittura. In sostanza, intorno al secondo anno della scuola primaria, ex seconda elementare, l'automatismo della lettura scatta, tutti i bambini, il 94% dei bambini riescono in modo automatico a trasformare i segni in suoni e quindi a leggere in modo abbastanza fluente. Il 5%, 6% degli studenti non automatizzano questo processo. Questo significa in presenza chiaramente di livelli cognitivi assolutamente nella norma. Parliamo di bambini assolutamente sani, senza nessun tipo di difficoltà, se non proprio questa difficoltà di automatismo. Questo ha un impatto importante sugli apprendimenti e soprattutto un impatto emotivo, perché tutte le azioni, lettura, scrittura e calcolo, in questo caso ci siamo interessati alla lettura, diventano faticose e comportano una grande fatica, e questo poi comporta delle difficoltà importanti anche nella vita extrascolastica, e comportano difficoltà anche nella fruizione di contenuti scritti che possiamo incontrare nel web, quindi nella scuola e nella vita. Che cosa può servire a un lettore con DSA? Quindi è un lettore dislessico. Innanzitutto in un ambiente digitale la prima cosa che può servire è trasformare il compito di decodifica, che rimane comunque faticoso anche nell'età adulta, perché la velocità rimane sempre molto inferiore rispetto al lettore che non presenta questa caratteristica. Servirebbe sicuramente una sintesi vocale, ecco, giusto per dirvi l'ABC. Chiaramente il font che possa essere accessibile, ma qui abbiamo tutte le indicazioni delle WCAG e quindi in questo senso sulla scelta del font fruibile, leggibile, siamo abbastanza in linea con quello che è stato già individuato dalle linee guida dell'accessibilità, quindi più che altro mi sento di dire una cosa che è importante per il lettore con dislessia, che ci differenzia un po'. Noi abbiamo fatto molti percorsi insieme all'UIC proprio perché la nostra difficoltà, cioè la difficoltà di lettura del dislessico, ha un impatto simile alla difficoltà di lettura di chi può avere una disabilità visiva, un'ipovisione per esempio, ma c'è un aspetto che ci differenzia fortemente. La persona, il lettore, il fruitore con dislessia, oltre a questo, ha un forte aggancio all'aspetto visivo. Quindi è molto importante l'organizzazione anche del font, accessibile sicuramente sì, ma l'organizzazione della pagina, evitare l'affollamento, un'organizzazione che sia di impatto visivo immediato, e anche un uso appropriato di tutto quello che è l'aspetto comunicativo attraverso la visione, quindi delle immagini, delle icone, spesso anche del colore. Questi sono aspetti che per il lettore con dislessia sono molto importanti per la fruizione del testo. Rimane sempre che lo strumento principe è
quello strumento che trasforma il compito di lettura in un compito d'ascolto, e quindi il lettore vocale. Ma tutto questo, se organizzato anche in uno spazio che ha una organizzazione semantica, quindi che io anche attraverso la visione dello spazio che sto leggendo riesco ad identificare la gerarchia di quello che sto leggendo e a muovermi in un ambiente che è costruito secondo i criteri dell'accessibilità, sicuramente posso trovarmi a mio agio. Io concludo così, vi ringrazio per questo invito e vi ricordo insomma che l'Associazione Italiana Dislessia è presente sul territorio nazionale e locale e è a disposizione anche con 2 sportelli di helpline rivolti, uno agli adulti, al mondo del lavoro, 3, uno all'università e quindi al mondo degli studenti universitari, e uno sportello per tutti. Quindi vi invito anche a visitare il nostro sito, all'interno del quale troverete tante informazioni utili per chi volesse avvicinarsi al mondo della dislessia e comprendere come persone capaci, intelligenti, con diverse risorse possono avere poi delle difficoltà importanti nell'accedere ai contenuti quando questi non sono pensati in modo accessibile. Vi ringrazio tantissimo e buon proseguimento. Grazie dottoressa Jacopini. Allora io chiederei al dottor Trovato e a Manuela Erzà di accomodarsi qui sul palco. Pronto? Sì, ok. Quindi approfitto ancora per ringraziare Lucia Jacopini e per il lavoro che viene fatto dall'associazione nel cercare di mappare il più possibile quelle che sono le difficoltà per chi appunto ha problemi di dislessia e di metterli in evidenza per consentirci anche di, come dire, intercettare questioni che non sono poi normate dalle linee guida sull'accessibilità. Allora, altro intervento, questa volta del dottor Alessandro Trovato, presidente della sezione UICI di Venezia, nonché consigliere nazionale e regionale UICI, che ringrazio per essere oggi qui presente per portare la sua esperienza. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Venezia, di cui sono presidente, ma buongiorno anche da parte dell'Unione regionale che mi ha delegato a essere presente qui. Ci fa molto piacere essere presenti in un'iniziativa del genere perché comunque è sintomo di una sensibilità verso appunto l'argomento, il tema dell'accessibilità digitale, che è uno degli aspetti che la nostra associazione segue con molta attenzione da tantissimo tempo. L'associazione ha 104 anni, ma si dedica da quando esiste il digitale anche all'attenzione verso l'accessibilità. Mi ha fatto molto piacere sentire nella fase introduttiva che c'è attenzione da parte della Regione Veneto, del Comune di Venezia e degli altri enti pubblici che sono coinvolti in questo progetto nel cominciare a pensare accessibile, perché questo, diciamo, elimina poi gli interventi successivi per per sistemare un po' le falle che ci sono a livello di accessibilità. Certo che con questo progetto Regione Veneto e tutti gli altri enti si sono posti davanti ad una sfida molto importante, perché quello di oggi, che è l'appuntamento conclusivo, in realtà apre poi ad una grande sfida da parte degli enti del Veneto che sono coinvolti a mantenere questo impegno che appunto nel pensare accessibile
forse porterà meno problemi agli enti stessi, che dovrebbero poi intervenire dopo, ma anche agli utenti che puntualmente si trovano davanti a una difficoltà di accesso al digitale. Diciamo che noi ne registriamo tante di difficoltà che ci arrivano da parte dei nostri soci. Registriamo anche tante iniziative di questo tipo, parlo a livello proprio del territorio nazionale, che di tanto in tanto si propongono di lavorare per l'accessibilità, inaugurano progetti, noi partecipiamo sempre molto volentieri, a volte succede che poi i progetti muoiono così come sono nati e restano delle belle cose. Invece noi ci auguriamo che questa volta non sia così, che sia veramente il primo passo verso il pensiero accessibile. Fa molta specie pensare che nell'ambito del digitale, del web, delle app, eccetera, le proposte commerciali, quindi tutto ciò che è digitale, però che fa parte del commercio, è sempre e quasi sempre molto accessibile. Cioè un non vedente o un ipovedente riesce tranquillamente a fare i suoi acquisti online, a utilizzare delle app di social piuttosto che tutto quello che è di contorno, non fondamentale, ma di contorno alla vita quotidiana. E poi quando invece deve approcciarsi a delle app di sanità pubblica piuttosto che uffici pubblici, ci sbatte la testa perché non riesce a utilizzare questo sito, ma perché poi ci sono delle problematiche tecnicamente piccole, ci sono delle mancanze di attenzione nella costruzione di questi siti che vengono fatti da ingegneri, diciamo informatici, comunque tecnici informatici dello stesso livello degli altri, che però probabilmente hanno qualcosa che fa sfuggire l'utilizzabilità, cioè il fatto che dei pulsanti siano etichettati, siano individuabili, dei link siano individuabili, l'organizzazione della pagina sia tale che possa essere comoda per la navigazione attraverso un lettore di schermo. Il lettore di schermo è un software che legge ciò che c'è a schermo e traduce contemporaneamente, oltre che in voce, anche in braille elettronico. Quindi è già predisposto affinché con dei comandi rapidi e con delle sequenze si possa navigare una pagina, si possa utilizzare un'app. Quindi basterebbe soltanto utilizzare quelle linee guida che sono pubbliche per poter far sì che questi lettori di schermo abbiano la loro efficacia. Dispiace molto invece quando ci si trova davanti a piccoli ostacoli. Per esempio, degli ostacoli possono essere i codici d'ingresso, le figure dove bisogna selezionare tutte le biciclette, tutti gli autobus, queste cose qui che sono solamente grafiche e non c'è magari a volte il corrispettivo audio. Oppure quando c'è tanta diciamo, importanza alle immagini e nessuna importanza alla didascalia di queste immagini o a rendere parlanti, quindi commentati i link o ciò che c'è sulla pagina, insomma. Quindi io mi auguro appunto che questo sia il punto di partenza per dimostrare anche agli altri territori che il Veneto si sta impegnando in questo pensiero accessibile, che è digitale, poi si ripercuote in tutte le altre cose, perché comunque il digitale è un aspetto dell'accessibilità, il pensiero accessibile può ricadere anche su tutte le altre cose e credo sia un ottimo punto di partenza, un ottimo punto di vista di partenza. Quindi ribadisco una cosa, che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sia di Venezia che regionale ma anche nazionale, è a disposizione di chiunque per collaborare al fine di testare, al fine di darci uno sguardo e quindi poter dare un feedback su quelle che sono le app o i siti che vengono rilasciati. Quindi contattateci tranquillamente, a noi fa molto piacere far parte di una rete che lavora affinché il risultato sia l'accessibilità, piuttosto che intervenire dovendo segnalare e aspettare poi le soluzioni, che non sono mai rapide. Le soluzioni a posteriori purtroppo non sono mai rapide
e ci fanno percepire anche un senso di disagio da parte di chi ha messo online questi siti, queste app, perché magari ha acquistato un prodotto che è stato venduto come accessibile, perché risponde a delle linee guida, perché comunque è stato venduto dai produttori come accessibile, poi scopre solo dopo che non lo è. Quindi meglio testarlo prima, e noi, come penso anche le altre associazioni per le loro caratteristiche, siamo a disposizione. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie, mi va di sottolineare l'intervento del dottor Trovato, perché è proprio in linea con quello che noi abbiamo pensato in questi mesi, nel senso di non solo un pensiero sull'accessibilità, ma anche qualcuno che ci aiuti il nostro limite, che è quello di non avere piena consapevolezza di quelle che sono le difficoltà vere, effettive e molto pratiche e concrete. Quindi dove l'inclusività e l'accessibilità non è uno slogan, ma è fatta di piccoli accorgimenti, a volte tecnici, che sfuggono, ma che invece sono sostanziali. Quindi io veramente ringrazio, e consapevoli anche, come ci diceva, che è un impegno, e questo non è un evento conclusivo, ce lo siamo detti tante volte. Non è la conclusione di un percorso, ma è l'inizio, o è comunque uno step di un percorso molto lungo e che va sostenuto costantemente e continuamente. Ringrazio veramente per la disponibilità. Grazie. Adesso passo la parola al dottor Arzà per il terzo intervento. Do il mio. Ci sono sempre problemi tecnici. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le persone presenti. Prima di tutto volevo organizzare la Regione Veneto e il Comune di Padova e il Comune di Venezia per aver organizzato l'incontro e per questo percorso fatto assieme che si conclude oggi, appunto. Abbiamo avuto diversi incontri positivi, oggi è l'incontro di chiusura e spero che questa non sia solo una chiusura e un arrivederci, ma spero di poter proseguire assieme questo percorso e lavorare assieme a voi. Come è stato detto dal rappresentante dell'Unione Italiana Cecchi, noi vogliamo essere coinvolti all'inizio della progettazione e non a progetto fatto, quindi non ripeto quello che è già stato detto, ma sono d'accordo. È importante che si abbia un'attenzione e un ascolto verso le associazioni, questo è fondamentale dal mio punto di vista. Purtroppo però spesso abbiamo, per esempio, io mi sono interfacciato con il comune o con diversi enti per diversi progetti e sono stato contattato sempre alla fine. Mi è stato mostrato il progetto già creato e mi è stata chiesta la mia opinione. E quindi mi immagino di dare la stessa risposta che darebbe Fantozzi, una cagata pazzesca. Vero, ho un ruolo istituzionale, però non me lo permetto di dire. Ma, puntini, qui lo dico. Certo, ci sono alcuni aspetti positivi, e mi sforzo spesso a capire quali siano questi aspetti positivi, ma ci sono degli aspetti positivi e anche degli aspetti che vanno criticati. E la risposta spesso è: non ci avevamo pensato. E quindi potevate coinvolgerci prima. Importante quindi è ascoltare e collaborare con le associazioni del territorio. Rappresento l'ENS, ma credo che anche l'Unione Italiana Cecchi sia d'accordo e tutte le altre associazioni presenti. Bisogna che ci sia dato ascolto dall'inizio alla fine, non solo a chiusura del progetto.
capire i nostri bisogni, le nostre necessità, gli strumenti che possiamo portare e i difetti che ci sono magari in un servizio, e quindi lavorare assieme per migliorarli e fare monitoraggio assieme. Quando la Regione ha presentato il progetto, per esempio, io sono stato coinvolto per il monitoraggio del progetto. Ah no, il monitoraggio è già stato fatto, ci abbiamo pensato noi, questa è stata la risposta. E quindi il monitoraggio è positivo per forza, perché avete creato il progetto e vi siete monitorati da soli. Forse serve che ci sia più consapevolezza, più attenzione ai servizi, che i servizi arrivino accessibili a tutti, a tutte le persone. Io rappresento l'Ente Nazionale Sordi, è presente sul territorio da più di 90 anni, similmente all'Unione Italiana Ciechi. Lavoriamo assieme a loro perché siamo entrambi rappresentanti di una comunità di disabilità sensoriale e i problemi sono sempre gli stessi. L'accessibilità è un argomento bellissimo, ma qual è il problema? Noi persone sorde abbiamo una disabilità che non si vede, che è considerata invisibile spesso. Solo nel momento in cui si incontra una persona sorda e si comincia a parlare ci si apre un mondo fatto di una comunicazione diversa che non deve spaventare. Ci sono alcune regole basilari di comunicazione che vanno usate con una persona sorda. È sufficiente capire e dare la possibilità alla persona sorda di capirci. E invece spesso le persone si spaventano, urlano, fanno movimenti esagerati e penso ci dà da pensare che la persona con cui stiamo interloquendo sia stupida o che noi siamo stupidi. Scusate, faccio un piccolo passo indietro. L'accessibilità motoria è spesso presa in considerazione, per esempio, invece pensiamo alle rampe o alle porte che vengono ingrandite, gli ascensori che cambiano di misura. Subito le persone pensano a questo tipo di accessibilità. I progetti di accessibilità guardano principalmente questo aspetto dell'accessibilità. Hanno un costo sicuramente, però poi all'accessibilità sensoriale chi è che ci pensa? Per esempio alla presenza di sottotitoli, all'interprete di lingua di segni italiana, a dare informazioni visive, eccetera, eccetera. Le persone spesso non ci pensano. Forse il costo delle due tipi di accessibilità potrebbe essere pari. Ma la soluzione alla disabilità, a dare accessibilità motoria alle persone con disabilità motoria è più facile, mentre bisogna pensarci all'accessibilità per le disabilità sensoriali, perché non è un pensiero automatico. E quindi la soluzione qual è? Progettare e programmare prima. Nel momento in cui, faccio un piccolo esempio, nel momento in cui andate al ristorante, per esempio, vi arriva il menù con i vari piatti e il costo è fisso. Per esempio, non so, possiamo spendere 100 euro con una bottiglia di vino, eccetera, eccetera. Se invece c'è una convenzione con il ristorante, perché vengo per esempio tutti i venerdì e ordino sempre la stessa cosa, il ristorante appunto può farmi uno sconto perché è già previsto quello quando verrò e cosa ordinerò, quindi il servizio è lo stesso, il risultato è lo stesso e si può avere una convenzione e il costo può essere minore. Questo serve dal mio punto di vista. Ascoltare le associazioni serve a questo. In alcune situazioni magari potrebbero essere meno adatte. Per esempio, alcune situazioni potrebbero essere più adatte la presenza, altre la distanza, alcune serve l'interprete, in altri serve la sottotitolazione,
alcuni serve il cambio di ingrandimento e invece no. E facciamo un pacchetto unico che vale per qualsiasi situazione e quindi io rimango un po' basito perché non mi ha dato ascolto. Quindi è importante dare ascolto alle associazioni ancora una volta. Vero, non basta questo piccolo intervento per portare la mia testimonianza, servirebbero 3 giorni, ma perché l'argomento dell'accessibilità è un argomento molto ampio. Sembra che le persone all'esterno della nostra comunità sembra che ci guardino come se fossimo stranieri, invece siamo persone italiane. Il problema di accessibilità parte già all'interno delle istituzioni scolastiche. Non c'è integrazione, non c'è accessibilità e i problemi si sormontano uno dopo l'altro fino ad arrivare al mondo del lavoro, dell'università, della formazione professionale. Non c'è accessibilità in nessuno di questi ambienti. Quando la persona sorda esce da scuola, magari vuole affrontare un corso della regione, un corso professionalizzante, non c'è l'interprete, non ci sono i sottotitoli, il corso non è accessibile. E questo servizio serve solo alle persone sorde? No, potrebbe essere utile anche ad altre persone. Anche l'intelligenza artificiale può creare in automatico i sottotitoli, per esempio, e trasmettere i lingue e tradurre da una lingua all'altra. Quindi questo servizio potrebbe giovare a differenti persone. Concludo qui, ho voluto dare alcuni spunti e sicuramente i relatori sapranno affrontarli in maniera più approfondita e sono sempre disponibile ad un confronto e ad una collaborazione. Colgo anche l'occasione per ricollegarmi a quello che è stato detto dall'Associazione Italiana Dislessia. Vorrei chiedere un confronto con loro perché il problema della dislessia credo che coinvolga anche le persone sorde, perché le persone sorde hanno difficoltà nella lettura in italiano e in più ovviamente fanno difficoltà con i suoni della lingua e quindi un confronto con questa associazione sarebbe molto utile per un lavoro di rete. Sicuramente credo ci sia un rappresentante presente. Se c'è un rappresentante, perfetto, ok? Quindi possiamo accordarci più in seguito. Ultimissima cosa, vedo che appunto devo concludere, la moderatrice mi sta avvisando che devo concludere. Per quanto riguarda la legge della creazione del ruolo del disability manager è sicuramente un aspetto positivo e sono contento che sia stato creato. Il comune, dalle province, dalle aziende, eccetera, hanno una persona di riferimento, un unico referente. Questo è una cosa molto positiva dal mio punto di vista e quindi attendo di essere chiamato in quanto rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi. Il dottor Corrà, prima che era presente, ho letto le sue slide e wow, avevano tutte a che fare con la disabilità motoria. E per la disabilità sensoriale invece? Certo, sicuramente ci saranno alcune implementazioni, però vorrei un confronto anche con lui magari. Per i servizi della pubblica amministrazione sono necessari solo i sottotitoli? No, per esempio anche durante il momento dell'accoglienza è importante che ci sia data accessibilità. E concludo qui. Vi ringrazio e scusate se mi sono dilungato. Allora, ringrazio il dottor Arzà e assolutamente no, non ha portato via tempo, anzi io credo che l'istanza che ci ha lasciato sia la
parte più importante, cioè non si può prescindere dal non coinvolgere in fase di progettazione le associazioni, e viviamo tutti noi sulla nostra pelle quando i progetti ci vengono calati dall'alto e ci ritroviamo poi a doverli gestire a valle. Molto spesso ci ritroviamo con prodotti che non sono assolutamente idonei o vicini a quelle che sono le nostre esigenze, quindi una volta in più mi pare fondamentale il coinvolgimento in fase di progettazione, quindi insomma la metterei come pietra e chiedo al dottor Arzà di darci riscontro anche in futuro se questa cosa avviene, perché non si può neanche pensare di lasciare dei messaggi che poi non vengono colti o rimangono solo qui all'interno di questa sala. L'altra questione che mi urge un po' sottolineare è l'importanza di fare rete, cioè l'ha dimostrato adesso, no? Con il collegamento con la dislessia, ma questo progetto ha avuto proprio come valore aggiunto il fare rete fra le istituzioni, conoscere le associazioni, almeno da parte nostra, dico Comune di Venezia, che magari avevamo avuto meno occasioni, e quindi con tutti gli interlocutori, quindi questo è anche uno degli elementi secondo me estremamente importanti del progetto. Adesso ci aspettano 10 minuti, un quarto d'ora di pausa, successivamente invece avremo gli interventi da parte degli enti rispetto alle buone pratiche che attualmente sono in essere, ovviamente pratiche che possono solo essere migliorate per il futuro, però insomma è l'impegno, no, che ci mettono le persone, quantomeno i tecnici, nel cercare il più possibile di andare incontro alle esigenze. Quindi io vi lascio la pausa e poi ci rivediamo qui tra 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Grazie. Questa seconda parte dove la voce è la voce delle amministrazioni e dei tecnici delle amministrazioni che ci provano, fanno del loro meglio. E quindi insomma credo che questa esperienza e questa formazione avviata l'anno scorso e completata in questi mesi, e gli incontri che abbiamo fatto, le call ricorrenti su questo progetto, abbiano anche consentito di mettere a fuoco quelli che possono essere i miglioramenti e che quindi nel futuro poi diventeranno delle prassi, perché l'importante è che alcune esperienze, perché attualmente possono essere alcune esperienze, piccole, grandi, ma diventino delle prassi consolidate. Quindi io lascio la parola a Dario, che è il collega del Comune di Padova, con cui insomma abbiamo lavorato in questi mesi, per quanto ci vuole raccontare. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Quello che voglio raccontarvi è l'esperienza che abbiamo fatto nel Comune di Padova con questo finanziamento, con questo progetto. Più che altro poi ci concentreremo su un aspetto degli sviluppi di servizi applicativi accessibili. Ricordo, adesso sempre devo entrare in pratica con il meccanismo delle slide, non mi funziona il pulsante, eccolo qui, ok. Allora, questo intervento è nell'ambito della misura PNRR 142, ecco, e le linee di intervento, come è stato già accennato, sono fondamentalmente tre: l'acquisto di strumentazione assistiva per i dipendenti della pubblica amministrazione, la formazione per quanto riguarda i temi di accessibilità e l'aspetto di cui riguarda il mio intervento, la progettazione di servizi digitali accessibili. Il mandato che abbiamo avuto da Agid riguardo questo intervento è quello della riduzione del 50% delle tipologie di errori di accessibilità. Quindi un obiettivo, diciamo, minimo, non un grande obiettivo, perché ovviamente ridurre il 50% significa che ancora il servizio non sia accessibile, perché di fatto basta un intoppo per bloccare l'intervento di una persona che cerca di utilizzare un nostro servizio digitale. Ok, andiamo un po' a vedere cosa abbiamo scelto come servizi applicativi di affrontare nell'ambito di questo progetto. Noi ci siamo concentrati fondamentalmente su questi tre servizi. Il primo servizio, quello delle istanze online, diciamo un servizio di impatto, sarebbe il meccanismo principale di comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione. È il servizio che che utilizza il cittadino quando ci chiede qualcosa, fondamentalmente.
Nell'attuale servizio di istanza online noi abbiamo circa 40-50 istanze, a seconda del momento, perché alcune sono cicliche, non sono sempre attive. E ovviamente, quando sono state pensate più di 20 anni fa, non si è pensato all'accessibilità. Poi abbiamo un servizio Padova Partecipa, è un servizio predisposto per segnalare tutti gli inconvenienti che ci sono nel territorio, quindi il cittadino che si muove sul territorio, sul comunale, può segnalare problemi dal marciapiede dissestato alla macchina parcheggiata davanti al cancello dove abita un disabile e così via. Qualunque tipo di problema di interazione col territorio. E pensavamo anche questo di renderlo accessibile, necessariamente. L'ultimo servizio che abbiamo in qualche modo individuato è quello di Padova Per. Padova Per è un servizio per i servizi sociali del terzo settore, nel senso gli enti che hanno intenzione di erogare servizi di welfare si iscrivono al portale, dicono cosa possono fare per la cittadinanza e poi il settore dei servizi sociali attiva di man mano dei servizi, se serve il passaggio dai servizi sociali, oppure in autonomia il cittadino decide di aderire a un servizio offerto nella piattaforma Padova Per. E anche questo ci sembrava un buon applicativo da rendere accessibile, dato che l'impatto sulla cittadinanza è particolarmente ampio. Ok, cosa facciamo? Adesso noi abbiamo avuto il mandato da Agid di occuparci di questi servizi in 9 mesi. 9 mesi per rifare un servizio applicativo sono un po' pochini, diciamo così. Allora abbiamo cercato di fare del nostro meglio, diciamo così, sapendo benissimo che questo nostro meglio in 9 mesi può essere cambiato, migliorato tantissimo. Il nostro meglio quindi è un po' basarci sugli strumenti automatici che ci permettono di controllare l'accessibilità dell'esistente e ovviamente controllare l'accessibilità di quello che verrebbe fatto, verrebbe implementato. Allora abbiamo controllato l'accessibilità di un servizio di istanza online, le risultanze sono quelle che vedete, mi metto un po' qui che così vedo meglio. Allora, un'istanza è una pagina web più il risultato è un PDF che dice hai presentato questa richiesta. Gli errori trovati sono 11 tipologie di errore, per quanto riguarda la pagina web, 7 tipologie di errore per quanto riguarda il documento PDF, ben 1126. Io vi ricordo che un'occorrenza blocca un cittadino. Un'occorrenza blocca il cittadino nel presentare un'istanza, nel chiedere il servizio tramite questo servizio digitale alla pubblica amministrazione. Analogo discorso l'abbiamo fatto per Padova Partecipa, quindi l'inserimento di una segnalazione in Padova Partecipa, richiede un percorso di 8 pagine web, 15 tipologie d'errore e 1338 occorrenze. Con Padova Per siamo ancora in una situazione, magari le tipologie d'errore sono ancora contenute, ma le occorrenze sono veramente sproporzionate rispetto al servizio. Bene, questo è quello che ci siamo trovati davanti, quello su cui volevamo intervenire per rendere accessibile. Chiaro, non possiamo andare a correggere un singolo errore. 5.000 errori ci mettiamo una vita a correggerli uno per uno, non ci bastano 9 mesi. E allora, scusate, rimango ancora qui, allora il pensiero è stato quello proprio di ripensare ai servizi applicativi, riprogettarli e abbiamo seguito questa strada. Soprattutto l'abbiamo seguita in istanze online e Padova Per, mentre in Padova Partecipa il discorso è stato un po' più articolato perché Padova Partecipa prevede un'interazione con mappe e l'interazione con mappe va pensata per ogni disabilità. Quindi abbiamo strutturato dei percorsi alternativi per disabilità. Ok, vado. Il punto di partenza sono i criteri di valutazione dell'accessibilità di Agid. Sono questi 12 criteri contenuti nelle pagine, nel kit di Agid per quanto riguarda la progettazione di servizi digitali. Quando guardiamo i titoli, soltanto i titoli, a me mi hanno spaventato, ecco. Sono tanta roba, tante cose da tenere presente, tante cose da tenere sotto controllo. Ho segnato su ognuno dei principi, di criteri di valutazione esposti da Agid anche il simbolo WCAG, la scrittura WCAG, per dire che quegli aspetti
solo 4 di questi criteri sono coperti da quello che è ormai riconosciuto il percorso internazionale per l'accessibilità, per quanto riguarda la progettazione di servizi digitali, che sono queste WCAG. Le WCAG nascono nel 2000, quindi è un percorso lungo di perfezionamento continuo e continuano a perfezionarsi. Cosa sono di fatto? Di fatto sono 4 principi guida, 13 linee guida, ogni principio articolato, sottoarticolato in alcune linee guida, 78 criteri di successo su diversi livelli di difficoltà di implementazione, qui si guarda un po' al lato di progettare un servizio digitale, quindi distinti in A e AA, e dietro ogni criterio di successo ci sono delle tecniche per raggiungere quel criterio di successo. Ogni criterio di successo in genere nasconde una decina di tecniche per raggiungere quell'obiettivo. Quindi complessivamente abbiamo 800 tecniche da implementare per rendere un servizio accessibile secondo i criteri WCAG. E contemporaneamente alle tecniche sufficienti e consigliate ci sono anche i criteri per cui può essere causato un fallimento nell'accessibilità. Sono circa 400 nell'ambito delle WCAG. Ricordiamoci che qui, con questi criteri, noi affrontiamo solo 4 dei 12 aspetti che suggerisce Agid di tenere sotto controllo. Non tutti, solo 4. Bene, io non so eccolo qua. Allora, ovviamente cosa potevamo fare in 9 mesi? In 9 mesi abbiamo tirato dentro la valutazione automatica dei servizi. Quindi abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama Mauve++, e abbiamo cercato di capire con Mauve++ qual era il livello di accessibilità. Sono i risultati che avete visto all'inizio. Con Mauve++ abbiamo ottenuto quei numeri che vi ho mostrato precedentemente con ciascuno dei servizi, fondamentalmente. Ora, vorrei fare un appunto. Con lo strumento automatici noi riusciamo a cogliere solo il 50% dei criteri WCAG, che a loro volta sono solo 1/3 dei criteri di accessibilità seguiti da Agid. Quindi sì, un bel percorso, ma abbiamo tanta strada da fare, tanta. Ok, allora ovviamente dovevamo trovare un accordo con i nostri fornitori e io ringrazio tantissimo i fornitori dei singoli 3 servizi applicativi che mi hanno seguito in questa sfida veramente grandissima, se consideriamo il punto di partenza. Allora, abbiamo chiesto a tutti i fornitori di guardare tutti i 78 criteri di accessibilità previsti dalle WCAG, tutti, sia quelli dove c'era un errore evidente nel servizio corrente, sia quelli dove potrebbe esserci un errore nel servizio nuovo che andiamo a implementare. Ovviamente con livelli di attenzione diversi, ma comunque di non disperdere nessuna delle indicazioni presenti nelle WCAG. Quindi ricordiamo, ciascuna indicazione sono tecniche di implementazione, circa 800 tecniche di implementazione. Un lavoro grosso, se ci si riflette. Vorrei però comunque dire, allora, poi utilizzare strumenti automatici di verifica dell'accessibilità, l'abbiamo usati ovunque, per quello che potevano fare, l'abbiamo sistematicamente usati, quindi questo è un obiettivo raggiunto al 100%, e per quanto riguarda l'usabilità, che è l'altro aspetto, diciamo l'altra faccia dell'accessibilità, non l'altra faccia, sono 2 facce che viaggiano insieme, usabilità e accessibilità, ovviamente abbiamo seguito le linee guida Agid, quindi il WebKit, con tutto quanto riguarda i modelli di organizzazione delle pagine, gli stili di ogni pagina, la caratterizzazione dei contenuti delle pagine. Allora, volevo precisare una cosa, quando poi si entra nel dettaglio di una tecnica di implementazione, sbalordisce la logica con cui è espressa la tecnica è ovvia, solo magari nella fretta spesso ci si dimentica di metterla in piedi. Quindi quello che vorrei in qualche modo dire, suggerire, è che è banale poi suggerire le tecniche una volta che si sa sin dall'inizio che bisogna seguirle. Sono una normale strada, anzi ci tolgono il problema di capire quale strada prendere nell'implementazione di un servizio digitale. Quindi quello che facciamo, che abbiamo fatto adesso nel nostro tempo, è stato quello di dire seguiamo queste tecniche il più possibile.
Abbiamo fatto un buon lavoro? Sì, per quanto riguarda le tecniche sì, posso garantire che abbiamo fatto un buon lavoro, però non sappiamo se siamo accessibili, ve lo posso garantire, non abbiamo proprio idea, siamo accessibili o meno, non abbiamo idea perché non abbiamo avuto tempo di fare verifiche manuali e non si può prescindere dalle verifiche manuali. Quindi i discorsi fatti prima, il coinvolgimento delle associazioni, i discorsi fatti dalle associazioni sono discorsi che ci coinvolgono, è un discorso naturale, bisogna pensare insieme i servizi applicativi e bisogna monitorare insieme i servizi applicativi disponibili. Allora cosa ci aspettiamo come percorso di completamento? Allora, noi qui stiamo parlando di una fine di un percorso, però in realtà, come è stato già ribadito, all'inizio di un percorso. Noi vogliamo che questa esperienza sia una strada verso il futuro per la gestione di processi, per la creazione di servizi applicativi. Allora, intanto raccogliamo i feedback, lo strumento importante, dato che l'abbiamo sviluppato diciamo un po' al buio, senza sapere effettivamente se coglievamo tutti gli aspetti di accessibilità, basandoci sull'esperienza delle VCAG fondamentalmente, sponsorizzeremo e cercheremo di utilizzare molto lo strumento di feedback, con cui le associazioni, il cittadino comune comunque può darci dei segnali sull'accessibilità. Spostiamo l'attenzione dalla progettazione del servizio applicativo all'analisi del servizio applicativo, quindi un po' ho sentito negli interventi precedenti, è proprio quello che vogliamo fare, coinvolgere le associazioni, considerare i problemi di accessibilità sin dalla progettazione di un servizio applicativo, quindi dalla partenza, non solo all'arrivo. E ovviamente questo può essere fatto solo se noi riusciamo a coordinare questa attività. Cioè, ribadisco torno al tema principale, al tema iniziale, diciamo. Abbiamo fatto questo servizio applicativo, l'abbiamo sviluppato in 9 mesi. Per tenere conto di tutti questi aspetti serve un po' più tempo, serve un po' coinvolgere un po' più le associazioni che ci diano delle indicazioni, ci diano dei suggerimenti su come migliorare l'accessibilità dei servizi e quindi progettare già in una direzione nota un servizio applicativo, non in una direzione che per noi, lo ammetto, sono un normodotato, per noi normodotati non è percepibile. Ok, questo è il messaggio conclusivo. L'accessibilità è un lavoro della comunità, non può essere fatta né da noi, pubblica amministrazione, da soli, né dai nostri fornitori da soli. Dobbiamo sederci comunque a un tavolo, scambiarci idee e trovare le strade per quanto riguarda comunque la progettazione di servizi applicativi accessibili per tutti. Grazie. Grazie Dario anche per aver aperto la finestra su quella che è la parte tecnica e quindi facendo un po' comprendere qual è la complessità. Io adesso do la parola ai fornitori o comunque insomma chi nel mercato poi ha il compito di supportare i tecnici degli enti pubblici nella realizzazione dei servizi digitali. Sentendo Dario prima, no, e riuscendo a capire qual è la difficoltà poi di correggere gli errori, quindi una volta in più vanno ripensati dall'inizio per evitare poi un lavoro oneroso di recupero che non è mai perfetto e quindi non è mai efficace completamente. Quindi io lascio la parola a Paolo Bertuzzo di Nova Research. Grazie mille, buongiorno a tutti. Un breve intervento perché in mezzo a tutti gli interventi che sono stati fatti forse non emergono alcuni punti molto importanti che è bene far emergere in un percorso che oggi si presenta per mezzo di qualche intervento, di qualche minuto di chiacchiera assieme, ma che spesso e volentieri nasconde un percorso fatto di tanto tempo, di tanta esperienza, di tecnologia tante volte, di risultati che magari non sono così visibili. Quando si parla di digitale tante volte magari i risultati sono poco tangibili, quindi di fatto non è una qualcosa che si tocca, quindi magari il risultato è forse meno apprezzabile da chi poi non lo vede fino in fondo. Il percorso che
noi del settore privato, dico noi in questo caso qui, ma è in realtà una sinergia che portiamo avanti da anni ormai con il Comune di Padova oggi, per un'esperienza che ci ha permesso di migliorare quella che è l'accessibilità di alcuni servizi che cominciavano ad essere datati e obsoleti, ma è un percorso che stiamo portando avanti con Regione del Veneto da diversi anni e che oggi possiamo finalmente poter dire ci ha portato a un risultato che dovrebbe, anzi dovrà e già lo è, poter valicare i confini di quelli che sono i muri dell'investimento fatto da un singolo ente a favore di quello che è un intero territorio, che oggi si chiama Comune di Padova, ma che in realtà già dà i risultati sulla Regione del Veneto e anche su enti extraregionali. Il nostro percorso parte da molto lontano, non comincia col Comune di Padova. Ci tenevo a precisare questo perché? Perché parlare di servizi digitali, parlare di accessibilità è un tema molto complesso, molto delicato e molto difficile. Non è qualcosa che in 9 mesi si porta a emergere, perché fisicamente è qualcosa di difficile o quasi impossibile da poter fare. Il risultato che oggi il Comune di Padova presenta orgogliosamente al territorio è un risultato che parte con un'esperienza pluriennale che in primis la Regione del Veneto mette a favore del territorio regionale, appunto. Oggi il Comune di Padova parte a lavorare e a portare un risultato non partendo da una sua esperienza singola o personale, ma partendo da quella che è un'esperienza che arriva da anni di sviluppo tecnico di investimenti e di esperienze che diverse realtà private e pubbliche hanno portato per produrre quello che oggi è una piattaforma di servizio, e sono sminutivo da questo punto di vista perché parliamo di servizi in senso molto lato. Oggi quella che è la piattaforma che presentiamo, che ci terrei a presentare adesso, è una piattaforma che fa tante altre cose, che ha appunto a disposizione come risultato finale, è un risultato che però non è ancora finito, ma finale, di un percorso di tanti anni. Parliamo della piattaforma MyPortal, quella piattaforma che la Regione del Veneto, con una visione lunga, ha cominciato a presentare nel corso degli anni fino a arrivare con quello che è l'occasione del PNRR, l'occasione dell'investimento fatto dal Comune di Padova per migliorare ulteriormente l'esperienza dei cittadini sul digitale, a migliorare progressivamente fino a diventare qualcosa che oggi è finalmente un oggetto, un qualcosa che è proprietà del territorio. Quindi non è più una piattaforma non l'è mai stata in realtà, di mercato privato, ma è un oggetto che è patrimonio del territorio e che è il risultato di tanti investimenti, tanto lavoro e che oggi può portare i risultati di cui Dario parlava poco fa. Quindi MyPortal è la risposta che la Regione del Veneto in tanti anni, parliamo ormai quasi 25 anni, ma nella sua ultima incarnazione parliamo degli ultimi 10 anni più o meno di lavoro, porta a favore degli enti pubblici della nostra regione e che beneficia dell'investimento, del lavoro fatto dalle aziende private per garantire oggi i termini di accessibilità, i risultati di accessibilità che il Comune di Padova presenta. Che cos'è MyPortal? È importante capirlo, è importante saperlo, perché è qualcosa che oggi abilita quello che è il risultato, ma che non diamo per scontato. È una comunità che si sta muovendo grazie all'intervento di molti enti del territorio, non solo regionale ma nazionale, e che un po' alla volta sta portando una piattaforma digitale sempre più completa di servizi che oggi sono accessibili, cosa che non era così scontata fino a 7-8 anni fa, e soprattutto grazie all'intervento e allo sforzo condiviso comune di tante realtà del territorio nazionale. Appunto, MyPortal è una piattaforma condivisa e aperta. Sostanzialmente, grazie alla visione di Regione del Veneto, nasce una comunità che si identifica in quell'acronimo SPAC, che ci permette oggi di condividere le esperienze
in termini di digitale, in termini di tecnologie, in termini di investimenti, in termini di risultati accessibili per i cittadini, in quello che è la definizione di tutta una serie di prodotti digitali che il Comune di Padova oggi presenta, ma che contemporaneamente è già presente in centinaia di enti del territorio regionale e non solo regionale. Ad esempio MyPortal è una piattaforma usata anche in Emilia Romagna. Sostanzialmente uno degli interventi più importanti portati avanti nell'ambito di questo investimento del Comune di Padova e di Regione Veneto nell'ambito del PNRR è la creazione e la definizione di quella che è la nuova area privata del cittadino, tutta quell'area privata che permette al cittadino di usufruire dei servizi digitali, oggetto di quel ripensamento praticamente fatto da carta bianca, da zero, che il Comune di Padova ha portato avanti in questi 9 mesi e che il Regione Veneto aveva portato avanti nei mesi precedenti. Sostanzialmente abbiamo un luogo digitale dove i servizi sono accessibili. L'investimento di Padova è stato fatto a fronte di 60 domande che verranno portate nei prossimi mesi ad essere accessibili finalmente ai cittadini che ne hanno bisogno, ma contemporaneamente abbiamo creato quello che è un vero e proprio framework, un costruttore di servizi digitali già accessibili. Il messaggio è: qualsiasi ente della regione o non solo della regione che volesse usufruire di questa soluzione può pensare di farlo, può pensare di creare servizi digitali senza dover ripensare nuovamente alla forma della ruota. È un messaggio veramente importante, perché finalmente quello che è un investimento esce dalle mura, per quanto digitali, di una singola realtà e va ad abbracciare quello che potrebbe essere veramente un risultato, un beneficio che può avere un intero territorio. Sostanzialmente la MyArea è questo strumento che la piattaforma MyPortal mette a disposizione del cittadino, dove sono integrati i servizi digitali che sono stati resi accessibili, sono stati valutati attraverso questi strumenti digitali e il Comune di Padova ci darà una mano nei prossimi mesi anche per le valutazioni fatte con un panel di cittadini per darci delle risposte più definitive, e che sostanzialmente non è solo un esercizio di tecnologia, ma è un investimento che si spera nei prossimi anni possa garantire ulteriori importanti risultati da questo punto di vista. Le scelte tecnologiche sono un di cui rispetto al risultato, però ci tenevo giusto a fare qualche precisazione. Sono scelte tecnologiche che sono state fatte non solo nell'ambito dell'opportunità tecnologica. È vero, ho sentito tanti interventi che a livello ingegneristico noi pensiamo prima al risultato a breve termine e non a un risultato più lungimirante, ma è anche vero che in questo caso qui, con l'occasione, abbiamo fatto quello sforzo in più. Ad esempio, le tecnologie che abbiamo utilizzato nell'ambito di questa riprogettazione del servizio sono tecnologie che sono state anche adottate da altri enti pubblici europei. Quindi sostanzialmente un esempio è la tecnologia che vi porto, lasciamo stare il nome, ma l'importante, il messaggio è che questa tecnologia è stata usata anche dal Regno Unito nell'ambito dell'accessibilità dei loro servizi digitali. Quindi siamo andati nella direzione non solo di guardare in casa nostra, ma di cercare soluzioni che qualcun altro aveva già usato con successo. Questi sono i primi risultati che portiamo. Quindi quelli che erano i risultati che Dario prima presentava, quindi quel qualche migliaio di errori rilevati all'interno di un singolo modo di presentazione del servizio, oggi con una prima visione vediamo che siamo vicini al 98-99% di accessibilità, quindi accessibilità rispetto agli strumenti automatici praticamente completa. Ringrazio per l'intervento, lascio la parola al mio collega. Grazie. Grazie dottor Bertuzzo. Aggiungiamo un altro tassello in questa giornata, nel senso che mi porta a casa due concetti, che è l'avere visione e quindi essere lungimiranti, cosa che spesso è molto frustrata nei nostri tempi, no? Ci si chiede di fare cose in tempi brevissimi e con dei tempi di reazione estremamente veloci, e invece per alcuni progetti è necessario proprio avere visione e darsi il tempo, perché il lavoro da fare è tanto e ce l'ha ben rappresentato il dottor Bertuzzo.
Adesso io passo la parola a Alex Formenton, Venis, quindi società che collabora col Comune di Venezia sulla parte dei sistemi informativi. A te, Alex. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio portare l'esperienza che ha fatto Venis per il Comune di Venezia sul portale Dime, che è il portale online che raccoglie tutti i servizi digitali che il Comune di Venezia rende disponibili per il cittadino. In particolare ci siamo concentrati su questi 3 servizi digitali presenti all'interno del portale, che sono scritti difensivi, che permette al cittadino di presentare ricorso relativo a delle sanzioni amministrative, mentre il secondo servizio itinerari educativi è un modulo online sempre in Dime che permette ai docenti di fare richiesta di iscrizione alle proprie classi per degli itinerari educativi, appunto come laboratori e altre attività messe a disposizione dal Comune. Mentre l'ultimo servizio è quello per la prenotazione matrimoni, che come dice il nome permette di prenotare delle sedie adibite appunto dal Comune per la celebrazione di matrimoni e unioni civili. Per ognuno di questi servizi abbiamo fatto delle analisi, le cosiddette ex ante, di cui ha parlato prima Dario, servendoci anche noi dello strumento Mauve++, per rilevare le tipologie di errori più comuni, con l'obiettivo di abbattere appunto almeno il 50% delle tipologie riscontrate. Qui vi porto come esempio le 3 tipologie più comuni e forse più significative che abbiamo riscontrato, oltre alle altre ovviamente. La prima che vi porto è quella riguardante la gerarchia e le relazioni dei test all'interno dei moduli, che non permetteva una chiara interpretazione del ruolo che avevano per esempio titoli, sottotitoli e testi informativi all'interno del modulo. La seconda tipologia più comune o comunque con più occorrenze all'interno dei moduli è stata la mancanza di identificatori univoci per riconoscere chiaramente lo scopo dei campi di input all'interno del modulo. Mentre la terza e ultima tipologia che prendiamo in esame oggi è la mancanza di una corretta distinzione dei contesti e dei cambiamenti di contesto all'interno del modulo durante la compilazione. Per ognuna di queste tipologie abbiamo applicato delle soluzioni specifiche. Partirei con quella appunto riguardante la gerarchia testuale, che per garantire una corretta interpretazione da parte delle tecnologie assistive del ruolo dei testi presenti all'interno del modulo, siamo andati ad applicare delle correzioni nell'utilizzo dei tag a livello di codice nei punti che ne avevano bisogno, come ad esempio la rimozione di tag di titolo, dove invece era chiaramente c'era bisogno di un testo descrittivo. E questo. Mentre per la seconda tipologia, quella che probabilmente ha avuto le occorrenze maggiori, abbiamo provveduto ad applicare degli identificatori univoci ai campi di input in modo che venisse riconosciuto correttamente lo scopo di questi campi e l'associazione alle relative etichette descrittive. Mentre per l'ultima tipologia di errore che prendiamo in esame oggi, ovvero la distinzione dei contesti all'interno del modulo, sono stati inseriti dei campi di submit a livello di codice per evidenziare il passaggio da un input all'altro nel modo corretto, anche appunto dal punto di vista delle tecnologie assistive. Queste soluzioni hanno garantito all'interno del portale un utilizzo più chiaro e più fluido di ogni modulo da parte di tutti i cittadini, ampliando di conseguenza il bacino di utenza di questo portale e migliorando la soddisfazione nei confronti dei moduli
selezionati. Questi interventi non si sono riflessi soltanto sui moduli presi in esame, ma sul portale nel suo complesso, in quanto le modifiche sono state generali e non solo localizzate ai moduli selezionati, rendendo di fatto il portale più accessibile nel suo complesso e migliorando l'esperienza utente. Durante questa esperienza abbiamo seguito le linee guida per la correzione di errori e per il testing delle soluzioni, ma riteniamo fondamentale, come è stato anche esposto prima, l'interazione con i cittadini e gli enti e le associazioni per un'effettiva progettazione dei servizi digitali per il futuro, in modo che siano più accessibili. Grazie. Grazie ad Alex, che insomma anche solo con gli aspetti tecnici molto pratici, non si tratta solo di garantire dei portali accessibili, ma garantire il diritto alla cittadinanza, nel senso che sono delle finestre su delle risorse che le amministrazioni mettono a disposizione, sui diritti che ogni cittadino ha. Quindi io mi sposto all'ingegner Mendia adesso, non tanto perché insomma, ha contribuito a produrre dei servizi per le pubbliche amministrazioni, ma in quanto insomma, assieme a Intellera, in questo caso insieme a EasyGov e al Politecnico, sono stati il nostro partner, il nostro supporto sostanziale nella fase di realizzazione del progetto, quindi la parte formativa e non solo. Quindi io lascio la parola all'ingegner Mendia. Prova? Sì, ecco. Prima di tutto grazie Regione Veneto, Comune di Padova, Comune di Venezia. Io partirei proprio da quello che ho appena detto, cioè il digitale è una leva di democrazia e di inclusione sociale. E ci siamo detti stamattina chiaramente che l'accessibilità è un tema collettivo, non esiste un prima e un dopo, c'è necessità di coprogettare, di coinvolgere il territorio, di coinvolgere le disabilità nel tema dell'accessibilità. Senza accessibilità non c'è democrazia, senza accessibilità non c'è inclusione sociale e non c'è accesso al digitale, anzi aumenta il digital divide da questo punto di vista. L'altro tema su cui magari andiamo direttamente, tanto c'è un tema di cointeressenza tra pubblico e privato. Sempre di più il tema della partnership pubblico-privato, componente in vari modi, amministrativamente non ne parliamo, ma diciamo di vedere la logica non più come semplice fornitore, ma come partner dell'amministrazione. Per noi aziende che lavoriamo con l'amministrazione pubblica è fondamentale. Credo tra l'altro che questo momento di risorse PNRR possa essere un momento di accensione di una fiammifero, di una scintilla che deve continuare successivamente, perché probabilmente anche le amministrazioni oggi si sono trovate con delle disponibilità di risorse che fino all'altro ieri erano impensabili rispetto a queste tematiche, quindi rispetto alle N priorità che i soggetti sul territorio hanno, probabilmente questo è un tema di cultura è significativo, di strategia da parte degli enti, perché poi gli operatori, e qui ne vedo diversi, che nel quotidiano lavorano, hanno degli indirizzi strategici e politici e probabilmente queste tematiche purtroppo non sono messe in priorità da chi gestisce il cordone della borsa, non da chi eroga i servizi. Quello che secondo me oggi dobbiamo sfruttare è un po' questo tema di consapevolezza, che progetti come questo aiutano, la divulgazione, il tema del coinvolgimento ex ante delle associazioni, il tema del risultato di progetti di questo genere può aiutare alla comprensione della leva strategica rispetto ad azioni di questo tipo. Il secondo tema secondo me sono le competenze,
perché quanto fatto in questo momento e quanto riuscito a mettere a terra con le risorse del PNRR, come dicevano anche i colleghi, devono diventare poi un'abitudine quotidiana nell'operare. Noi come operatori di mercato, le amministrazioni nelle diverse, tra virgolette, declinazioni, quindi la parte più tecnica, la parte di utente, ma soprattutto anche la parte, diciamo, di decisione. E poi naturalmente utilizzare al meglio quelli che sono i fondi, oggi del PNRR, ma soprattutto ragionare, secondo me, su quelle che possono essere le opportunità di efficienza che eventuali azioni di questo genere possono aiutare, perché naturalmente ne abbiamo parlato anche stamattina, quando poi in alcune situazioni l'accessibilità anche fisica a dei servizi magari di un'amministrazione comunale è limitata, superarla in maniera significativa con servizi digitali veramente accessibili hanno da una parte un beneficio per l'utente con disabilità, dall'altro lato un'efficienza operativa per l'amministrazione perché riesce a risolvere alcuni tematiche di questo genere. Quello che voglio dire in estrema conclusione è che secondo me un progetto come questo deve mettere il primo tassello per una costruzione che avviene in maniera successiva purtroppo ed è il primo passo verso appunto un tema di consapevolezza e un tema di modus operandi da parte di tutti i soggetti che sono coinvolti sul tema. Grazie. Grazie Ingegner Mendia, proprio perché la questione che cosa succede dopo il PNRR spesso ce lo chiediamo, nel senso che siamo consapevoli che dopo questa spinta iniziale tocca a noi nel quotidiano, quindi no, costanti comportamenti agiti da parte di tutti e questo è il solo modo per cercare di sostenere quello che abbiamo avviato in questi mesi. Io vi ringrazio e lascio adesso il posto e quindi chiamo sul palco sia l'ingegnere Antonio Romano di Agid che ci ha raggiunto e quindi insomma gli chiedo di accomodarsi e l'ingegnere Ivan Cardaci del gruppo di lavoro accessibilità. Quindi insomma da una parte continuiamo con i saluti istituzionali ma nel contempo cominciamo a dare uno sguardo al futuro, quindi in questo momento Ivan Cardaci col gruppo di accessibilità e poi successivamente la Regione Veneto. Grazie. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Io rappresento la componente di Design Studio di Intel, quindi lavoriamo direttamente sulla progettazione dei servizi, quindi il tema accessibilità, come potete immaginare, è centrale per noi. Mi piacerebbe fare una sintesi, perché sono arrivati molti messaggi che effettivamente tocco con l'intervento e che arriva anche il momento giusto, perché sono messaggi atomici che effettivamente poi è giusto che trovino una sintesi. E vorrei partire dalla definizione, la definizione di accessibilità un po' più comune, un po' più formale. Accessibilità vuol dire garantire a tutti i cittadini, incluse le persone con disabilità, un accesso equo e funzionale ai servizi pubblici, sia fisici che digitali. Ok. Ah no, scusate, in realtà questo dovrebbe essere un video. Chiedo alla regia. L'accessibilità digitale apre le porte a tutti, senza barriere. È essenziale progettare servizi, siti web e app che siano semplici e intuitivi per ogni persona. Un'esperienza accessibile favorisce l'inclusività, creando un ambiente digitale giusto e fruibile da chiunque. La tecnologia deve essere un ponte che unisce, non una barriera. Garantire l'accessibilità digitale è un passo verso un'Italia più inclusiva e innovativa. L'accessibilità è una scelta quotidiana. Ogni decisione è un'opportunità per rendere il digitale aperto e alla portata di tutti. Insieme possiamo costruire un futuro digitale migliore per tutti.
Oggi di fatto l'accessibilità non è più una scelta, no? Di fatto abbiamo delle regole, partono dal pubblico, anche gli operatori privati poi di servizi un po' più universali si dovranno trovare a dover fare delle cose, ad essere compliant con delle linee guida, compliant con delle regole. Il punto è, dietro questo impulso che è stato dato da un impianto di fatto normativo, io lavoro in questo settore da 15 anni, quando c'è un progetto di un sito 10 anni fa, alzavo il ditino e ho detto ma dovremmo farlo accessibile, più 30% sui costi, più 15% sui tempi, il decisore diceva no, usciamo così, poi sistemiamo quello che si può, quello che dobbiamo, così non ci fanno una multa. Non giudico la persona che prendeva quella scelta, quella persona aveva un budget, aveva dei risultati da portare e quindi faceva quello che in quel momento la cultura aziendale, il contesto gli obbligava a fare, quindi effettivamente l'impulso normativo, l'impulso finanziario, l'impulso economico è arrivato. Il punto è che c'è un'opportunità enorme dietro questo obbligo. Partiamo da una domanda per capire bene questa opportunità. Oggi, qualcuno l'ha detto prima, abbiamo fatto le verifiche, siamo accessibili? La risposta è no, nel senso non lo sappiamo effettivamente. Quindi garantire l'accessibilità a livello di compliance, quindi far fatto le verifiche, avere un rating accettabile, mi rende effettivamente accessibile? La risposta appunto è no, non necessariamente. Io su questo faccio un'immagine, no? Che aiuta secondo me a capire. Immaginate di dover fare un palazzo e usate tutti i materiali congrui, materiali sostenibili, materiali con le certificazioni dovute e che tutti i passaggi siano senza barriere architettoniche. Il palazzo è compliant, quindi è senza barriere, è un palazzo accessibile, ma il palazzo, questa cosa garantisce che poi le persone che vanno in questo palazzo, immaginiamo un ufficio pubblico, capiscano dove andare, sia bello, sia gradevole, sia chiaro cosa devono fare? Magari viene fuori un labirinto, accessibile, ma un labirinto. Quindi il problema è proprio in questa lettura, cioè il fatto che io ho sì dei flag in cui sono ok, però per il resto quell'accessibilità di cui avevamo parlato all'inizio effettivamente non è garantita. Ora facciamo un po' zoom out. Quindi partiamo da un aspetto che avere semplicemente i tick mark ok non mi garantisce un'esperienza digitale accessibile. Facciamo zoom out e capiamo, ma quando parliamo di accessibilità è davvero una cosa verticale specifica solo su un target? Qui nella definizione si parlava di tutti. In realtà no, l'accessibilità ci riguarda tutti. Riguarda chi sulle tecnologie ha avuto accesso durante la sua vita, non c'è nato, non sono nativi digitali. E quindi sono una fascia di popolazione che oltretutto diventerà predominante in Italia e in Europa, mi viene da dire, no? Un tema di aging population in cui effettivamente persone che hanno sì un tema di avvicinamento al digitale, tanto si sta facendo per la facilitazione digitale, però comunque la loro familiarità con questi strumenti non sarà mai la stessa di un nativo digitale. Riguarda chi ha una disabilità anche temporanea, non necessariamente permanente, e questa è una cosa che può capitare indipendentemente. Riguarda chi per esempio non ha a livello di linguaggio, non è un nativo, che quindi si è trasferito da poco per esempio in Italia ed effettivamente si ritrova con delle barriere all'utilizzo di alcuni servizi. Riguarda chi per esempio oggi è abituato a fare le cose con dei strumenti molto efficienti, molto usabili, per cui niente di strano che il termine nativo digitale non lo apprezzo, non ci credo, non esiste il nativo digitale, sono persone che usano i servizi, però se io sono abituato a fare cose semplicemente, appena ho un blocco su un sito, magari mi rimette pubblico, ovviamente è un bias che ho, su un sito non progettato da chi del digitale ne fa il proprio DNA, non lo fa. Niente di strano che magari mia madre su un servizio digitale pubblico ci si mette e io non mi ci metto perché la mia pazienza è molto più bassa. Sì, è così, quindi l'accessibilità riguarda quasi più me che mia madre. Questo è un paradosso poi di questi aspetti qui. E dopo c'è poi dei numeri che lo confermano quello che sto dicendo. Anche un'accessibilità digitale a chi oggi si trova, no? A dover affrontare nuove sfide, quindi lo spettro di quello che è l'accessibilità digitale è enorme, errore enorme a categorizzarlo, è un errore in partenza, un bias che abbiamo tutti. Quindi una nuova definizione, un servizio digitale accessibile deve essere immediato, intuitivo e chiaro e facile da usare da tutti, è in grado di permettere a chiunque di svolgere le proprie attività senza barriere.
Qualche numero che ci fa sempre un po' questo zoom out. La disabilità in Italia ha dei numeri, dati Istat, 3,1 milioni sono le persone, il 5,2% della popolazione ha delle disabilità. Dato importante, un quarto, il 7%, vive da solo, quindi non nessuno lo può aiutare. Il tema della dipendenza è importante, cioè non è un tema residuale. L'anzianità, questi dati peggioreranno, miglioreranno, insomma cresceranno. Un quarto della popolazione è over 65 e anche qui il 20% si trova in condizioni di disabilità. C'è un altro dato su questo, vado a memoria, credo che il 50% viva da solo, quindi gli over 65 o 70, più sai di età, più queste persone si trovano a vivere da sole. Barriere linguistiche, l'abbiamo visto prima, l'8,7% degli italiani è di origine straniera, il 36% dichiara di avere dei problemi nel comprendere l'italiano, quindi hanno dei problemi sulle lingue. Questi sono numeri. Per poi cercare di fare questo zoom out abbiamo fatto una ricerca all'interno dello studio, abbiamo intervistato a livello nazionale, abbiamo fatto delle domande molto semplici. Prima abbiamo fatto una fotografia per capire ma chi sono questi utilizzatori di servizi digitali, perché questo è il classico bias. Se vi chiedo, immaginate una persona che fa una richiesta di un passaporto online, poi immaginate un ragazzo di 30 anni con gli occhiali e la camicia di flanella. Non è necessariamente così. Quali sono le difficoltà che riscontrano quando usano i servizi e poi avessero una bacchetta magica, cosa farebbero, cosa chiederebbero a chi erogano questi servizi? Andiamo sugli utilizzatori. Allora, il verde è un utilizzo molto, molto frequente e il blu è un utilizzo abbastanza alto. Poi dal giallo in poi passiamo ad un utilizzo raro o un utilizzo completamente assente. A parte, diciamo, vedete la linea mediana è abbastanza ben distribuita, ci sono delle corna, no? Se volete, gli under 29 e il 50-59. Quindi il nativo digitale in realtà è un 58enne, non è nativo digitale. Cioè è una persona che è in una fase della vita tale per cui trova nel canale digitale un canale che gli è comodo, perché ha una vita molto piena magari. Ma ripeto, in realtà le percentuali sono abbastanza piatte, quindi a parte anche dei bias sulla ricerca che sicuramente ci saranno, però sostanzialmente il nativo digitale non esiste, sono tutti. Quindi non mi sento di sbagliare se faccio questa affermazione. E questo è, diciamo, un altro bias, no? Cioè, ma che problemi hai? Le difficoltà maggiori sono a trovare le cose e a capire il linguaggio. Quindi sì, gli aspetti tecnici, ma se quel palazzo ci entro e non c'è una segnaletica e le stanze sono nascoste e l'architettura informativa è fatta male e il linguaggio usato male, siamo tutti cioè la barriera vale per tutti. E quindi anche qui, questi sono dati assurdi se ci pensate, cioè il 25% altro ma comunque riconducibile alla sfera del... Quindi difficoltà a trovare, difficoltà a capire cosa fare, difficoltà a capire il linguaggio. Cioè le label, quegli aspetti di microcopi che poi sono degli elementi ostativi nell'utilizzo del servizio. Ok, avessi la bacchetta magica cosa faresti? Vorrei una cosa semplice, lo sappiamo, non frammentata. Quindi questo aspetto ci ha stupito. Il 34% ci risponde come prima cosa, mi piacerebbe che fosse più o meno tutto consistente, questo saltare da siti che non si capisce niente, la login che poi devo rifarla, l'assistente, tutti questi aspetti qui sono frustranti. E quindi è la prima cosa che ti chiedono. Ma ti chiedono tutti, nel senso non... Qui cito Steve Ballmer, ex AD di Microsoft, che poi in realtà fece delle cose strane, fece quasi fallire, però questa la indovinò. Disse questa frase e poi questa frase è stata ripresa. Il design accessibile è un buon design, è un design che a me piace definire di qualità superiore. Cioè un buon architetto fa una casa accessibile, non è che la fa pensando solo a quel 3,1% che vedevamo prima, la fa bene, la fa semplice. Quindi design di qualità superiore mi piacerebbe fosse il messaggio che passasse oggi, cioè un design accessibile, un design fatto bene, non dovrebbe neanche essere richiesto. E qui andiamo alla sintesi. Cosa devo fare? I passaggi sono N, sono stati detti tanti messaggi che diciamo, adesso trovano anche un po' una sintesi purtroppo mi ripeto, però bene che siano arrivati prima.
Primo aspetto, andare oltre una semantica di obbligo normativo, cioè non ci siamo svegliati, l'impulso è arrivato, sono arrivate le risorse, si è avviato un percorso. Superiamo la dinamica, la semantica di obbligo normativo, andiamo verso una semantica di buona progettazione. Potremmo anche fare questo passaggio senza sbagliare troppo. Coinvolgere più direttamente gli utenti reali. Utenti reali, quindi questa è buona prassi di design. Sul coinvolgimento è stato detto tantissimo oggi, è assolutamente necessario. Prima, generativa, durante e in validazione. E poi c'è un tema di risorse, di formare e di sviluppare le competenze necessarie per fare quella buona progettazione. Oltretutto queste sfide si introducono all'interno di un frame, se vogliamo, di una cornice che fa parte di quello che è, forse proprio oggi non più tanto di moda, però cioè di un'organizzazione che mette la diversità e l'inclusione come i suoi valori fondanti. Se noi prendiamo una delle tante strutture di quello che è i pilastri della diversità e dell'inclusione, il design accessibile è uno di questi 4. Quindi non è qualcosa che viene fuori oggi, è una cosa che c'è da sempre. Cosa fare? Quali strategie adottare? Noi processi. Allora, processi che sicuramente devono essere rivisti introducendo questi aspetti di coinvolgimento, test, focus group, non mi dilungo su questo. Avere comunque dei processi che abbiano anche degli aspetti misurabili, perché sul design tanto si è detto che non è misurabile, non è vero. Il design ha delle responsabilità, delle accountability che possono essere misurate, quindi dei processi, se devono essere tali, devono avere dei numeri associati e non devono rimanere dei casi sporadici, cioè devono diventare prassi. Oggi diciamo un po' vediamo nella nostra esperienza questo approccio che è un po' all'opportunità. Nuove risorse e nuovi strumenti, si è parlato di librerie, si è parlato di oggetti che sono oggi sicuramente molto, molto utili per velocizzare. Attenzione sempre al bias dei materiali del palazzo. Sì, ok, il cemento che uso, i materiali sono riciclabili, però la progettazione, il come li metto insieme sono più importanti dell'avere i mattoncini fatti, diciamo, certificati. Avere dei strumenti che mi consentono di monitorare e di capire dove agire, si è parlato molto di strumenti di raccolta, di feedback management e altro, e poi, ripeto, assicurarsi un'adozione costante di queste risorse. E infine i comportamenti. Sul tema dei comportamenti è centrale, perché poi i comportamenti col tempo diventano cultura. Quando si innestano come cultura non devi più spingere certi comportamenti, le cose capitano da sole. Come lo faccio? Promuovendo nuovi modi di agire, promuovendo dei comportamenti che mettano in priorità l'inclusione e questo tipo di comportamenti. Coinvolgendo tutti in questo cambiamento, quindi creando possibilità per essere parte attiva in questi percorsi. Qui andiamo più verso la componente anche, ripeto, di inclusione e di diversità, e poi sviluppare consapevolezza, quindi programmi di change management, comunicazione, workshop e altro. E quindi nelle nuove definizioni che abbiamo dato, sicuramente la tecnologia è qualcosa che ci aiuta. Oggi, oltretutto, piccolissima digressione, cambierà tutto nei prossimi pochi anni, no? 5-10 anni, penso che non parleremo più di codice, parleremo con le macchine. Questo semplificherà, quindi in realtà alcuni aspetti ci verranno risolti gratuitamente, il multilingua, cioè poi l'AI per sua natura è vocale, quindi potremo parlare, cioè, arriveremo a delle soluzioni, cioè, molte cose su cui oggi facciamo una fatica enorme non ci saranno più. Però ci sarà sempre l'essere umano al centro, quindi il consiglio che diamo è: partiamo dalle persone in tutto quello che ci siamo detti, che abbiamo visto, per poi effettivamente andare a usare al meglio le tecnologie e non fare il percorso inverso. Quindi, sintesi, l'accessibilità non è solo norma, ma è una rivoluzione che effettivamente abbraccia ogni aspetto dell'azienda fino ad estendersi a un aspetto comportamentale che poi, ripeto, nel tempo quei comportamenti diventano cultura. Grazie. Grazie Ingegner Cardacci, avevamo detto visioni verso il futuro e infatti quello che ci ha dato, no? Qual è la prospettiva, qual è la complessità, e allargando quello che è il target in cui ci siamo ritrovati tutti, no? Io ho scoperto di essere una nativa digitale, mi fa piacere. Adesso però do la parola, e ha fatto un lungo viaggio per arrivare fino a qua, e quindi insomma
Assolutamente lo ringraziamo, l'ingegnere Antonio Romano di Agid, che è sicuramente l'ente che ci ha dato lo spunto, ci ha lanciato la sfida che abbiamo colto e ci ha messo nelle condizioni, dandoci quelle che erano le regole di garanzia per poter fare un progetto formativo adeguato che doveva tener conto di tutti quelli che erano gli elementi necessari e indispensabili per la parte di formazione e non solo. La ringrazio e lascio la parola. Grazie, porto il saluto del direttore generale, ingegnere Mario Nobile, a questo evento molto importante, perché tra l'altro si colloca in un periodo in cui altre pubbliche amministrazioni che hanno partecipato come soggetti subattentatori all'iniziativa 142 stanno completando questo percorso, per cui è il momento di tirare la linea e vedere un attimo quelli che sono i risultati raggiunti. Io avevo portato con me la solita presentazione istituzionale, che sinceramente, alla luce anche di quello di cui abbiamo parlato prima, sarei anche tentato un attimino di cambiare al volo, perché molti sono stati gli stimoli che sono arrivati dalle varie persone che si sono succedute sul palco, e ci sono anche delle situazioni che chiaramente necessitano anche di una interpretazione da parte di Agid, che chiaramente nell'aspetto dell'accessibilità è uno degli enti più coinvolti, e basti anche a dire che noi adesso stiamo parlando della misura PNRR che sta ormai volgendo a termine, però in realtà noi abbiamo davanti un altro grossissimo traguardo, che è quello della European Accessibility Act. Quindi passiamo dagli obblighi che sono derivanti dalle norme che abbiamo più o meno citato prima, a quelli che saranno poi degli obblighi per i soggetti privati. E già il fatto che Agid effettivamente, anche nella sua riorganizzazione, che è freschissima, perché la nuova organizzazione di Agid è datata 1 marzo di quest'anno, quindi è praticamente un neonato questa organizzazione. Per la prima volta si parla di un'area accessibilità, quindi questo è un passaggio comunque epocale, tra virgolette, proprio per evidenziare l'aspetto che adesso non si può più parlare di accessibilità in termini di situazioni che hanno un inizio e una fine, ma di un percorso ciclico che deve essere condotto con la collaborazione di quelli che sono associazioni, fornitori, pubbliche amministrazioni, amministrazioni centrali, e anche di quelli che sono, come dicevamo prima, anche i soggetti privati. Sappiamo che comunque lo European Accessibility Act comincia a parlare anche dei servizi bancari per quanto riguarda gli adempimenti. Ci sono degli importanti gruppi a livello unionale che si stanno riunendo per definire una strategia comune a livello di UE. Quindi diciamo che dal nostro punto di vista si sta passando appunto da una percezione che era quella un po' calata nell'ambito solo della pubblica amministrazione, per un aspetto invece, un approccio più integrale e integrato. E questo credo che sia un aspetto sicuramente molto importante, che andrà a beneficio di tutti i cittadini, perché, come si è detto prima, poi parliamo di accessibilità, di disabilità, però poi in realtà siamo un po' tutti coinvolti in queste attività. Stranamente rispetto al passato non sono venuto col mio block notice in cui segno le varie situazioni, però sicuramente ci sono state delle affermazioni che sicuramente meritano di essere riprese. Noi sappiamo tutti che la misura PNRR, diciamo così, ha avuto anche dei problemi, perché sappiamo tutti le problematiche anche a livello di rendicontazione che impone, quindi non è un aspetto particolarmente semplice. Noi stessi litighiamo quotidianamente
con i sistemi di rendicontazione verso il Ministero delle Finanze, però è innegabile che ha avuto un'importanza per darci la possibilità di distribuire delle somme che sono potute essere sono state dirette proprio al miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali. Abbiamo un po' visto prima le esperienze territoriali della Regione Veneto, del Comune di Padova. Comunque questo è un aspetto assolutamente positivo se ci si fa anche riferimento a quella che era la situazione fino a poco tempo fa. Adesso il concetto di accessibilità è un concetto che quasi è un discorso by design, no? Come a me piace spesso dire, proprio perché, come si diceva prima, sono tutta una serie di iniziative che danno poi la possibilità di migliorare i servizi, e sicuramente il concetto di accessibilità è sempre più legato a un concetto di buona progettazione. Quindi quando io sento dire che in realtà, un po' come refrain del passato, l'accessibilità ha un costo, sinceramente non sono molto d'accordo. L'accessibilità è un'opportunità e in quanto tale va utilizzata, va pensata e va gestita. Quindi c'è la possibilità anche per i soggetti privati di estendere la platea dei loro clienti, ma anche la pubblica amministrazione può rendere dei processi molto più efficaci costruendoli su framework totalmente digitali e quindi abbattere tempi e dare anche quelli che sono dei risultati in termini di performance che sono quelli attesi dalla cittadinanza. Per cui sicuramente, ritornando ai numeri, 61 PA locali, 53 milioni, 28 esperti a livello centrale, che alcuni di questi probabilmente avete avuto anche, alcuni colleghi hanno avuto anche il modo di relazionarsi, è sicuramente stato un impegno assolutamente importante. Ora stiamo andando verso, come dicevamo, i momenti un po' di raccolta dei risultati. Ormai si parla in maniera, come dicevamo prima, di monitoraggi, di progettazioni, quasi come se fossero dei termini, no? Entrati un po' nella cultura di tutti quanti. Molti utilizzano il Move++, ci sono tanti strumenti, WebKit che abbiamo fatto, Agile ha fatto tantissimo per quello, forse in alcuni casi poteva essere fatto sicuramente meglio, come è quasi sempre possibile, però sicuramente posso testimoniare che tutta la squadra che ruota intorno a queste problematiche si è impegnata duramente in questo periodo per poter portare avanti le situazioni. E come dicevamo, abbiamo dei numeri importanti, abbiamo dei numeri che qui potete vedere riepilogati. A livello di Commissione europea, sapete che noi dobbiamo fare ogni 3 anni il rapporto periodico alla Commissione, noi siamo tra quelle nazioni che comunque portiamo dei numeri importanti, quindi questo comunque ci dà un prestigio a livello unionale, facciamo parte dei tavoli ristretti che si stanno ad oggi avviando proprio sull'European Accessibility Act, proprio perché nel tempo abbiamo anche acquistato un po' di prestigio anche a livello unionale, questo diciamo è un bene per tutto il Paese sicuramente. In questo periodo ci sono state tantissime iniziative di formazione, avete penso anche imparato a conoscere i nostri colleghi e i nostri esperti, ma questo è un aspetto che ancor più in questo periodo sarà accelerato, quindi ci saranno nuove iniziative di formazione che si estenderanno sempre più non solo a pubbliche amministrazioni ma anche ai soggetti privati, per quello che si diceva. Stiamo quindi popolando un nuovo sito
che è quello dell'accessibilità, su cui stiamo cercando di condividere materiale, anche perché una delle iniziative più importanti che stiamo conducendo adesso è quella della redazione del white paper sull'accessibilità digitale in Italia. È un white paper a cui collaborano tutte le pubbliche amministrazioni più importanti e in cui vorremmo anche, oltre che dare una snapshot di quella che è la fotografia attuale della situazione, ma anche condividere esperienze, best practice, quant'altro, definire proprio anche per quelle amministrazioni che magari sono anche un po' più indietro, perché magari sono più piccole, quindi giocoforza, hanno necessità in qualche modo di essere un po' più guidate rispetto alle altre, di individuare una strada corretta. E in questo white paper stanno venendo fuori veramente degli esempi e delle situazioni che vanno a delineare un quadro assolutamente positivo. Certo, il tempo è stato poco, si diceva prima, quelli sono anche tempi che chiaramente dipendono dalla Commissione europea, dal tipo di progetto che sapete sta concludendosi adesso. Noi speriamo che ci sia anche la possibilità di fare un po' più, che ci dia un po' più di tempo per terminare l'attività di rendicontazione. Vediamo cosa si deciderà a livello unionale. Però siamo molto presenti sull'aspetto della diffusione della cultura, dell'accessibilità, che credo che sia un aspetto positivo. Cioè io credo che adesso, quando si troverà a dover sviluppare un nuovo sistema, un nuovo portale, una nuova applicazione, un nuovo servizio applicativo, il nostro sogno, I have a dream, diceva qualcuno, è che effettivamente questo discorso poi diventa un patrimonio di tutti. Quindi progettare con requisiti di accessibilità sin dall'inizio, accessibility by design, come dicevamo, testare con le tecnologie assistive quelli che sono i prodotti realizzati, far partecipare dei panel, credo che questo sia stato detto, se ho ben capito, anche negli interventi che purtroppo non ho potuto ascoltare precedentemente, e delle associazioni di categoria che possono dare sicuramente il loro contributo, perché è chiaro che qui non esiste una vista preferibile, ma si tratta di contributi che ognuno può dare da quello che sono le proprie conoscenze, le proprie realtà, le proprie esperienze di vita. Quindi è importante che ci sia questo panel con i fornitori, ma anche e soprattutto con le associazioni di categoria che possono portare i disagi che i nostri concittadini possono trovare nell'utilizzo quotidiano degli strumenti informatici. L'aspetto che si diceva prima è fondamentale, il linguaggio. Il linguaggio è una delle barriere più difficili da abbattere, perché effettivamente come pubblica amministrazione siamo ancora rimasti a dover utilizzare dei termini, delle situazioni che poco, diciamo, possono essere intellegibili per il cittadino. Quindi non mi meravigliano quei dati di cui si parlava precedentemente, perché è sicuramente uno degli aspetti su cui migliorare, perché poi diventa anche una situazione che per determinate disabilità il poter esprimersi con linguaggio, con magari periodi molto lunghi, periodi che utilizzano molti rimandi a determinati tecnologie o quant'altro, può sicuramente portare dei problemi di apprendimento, e da questo punto di vista chiaramente noi dobbiamo migliorare molto la situazione. Quindi qui volevo riportare poi quelli che sono le linee guida, uno degli output dei delivery più importanti che abbiamo fatto nel tempo, oltre all'accessibilità degli strumenti informatici del PA, secondo quello che diceva la famosa legge Stanca, anche all'accessibilità degli strumenti informatici dei soggetti privati. Questo è andato un po' è un aspetto che non si è molto visto negli anni, però in realtà dobbiamo dire che la legge Stanca in Italia
era una legge che guardava avanti, e tant'è vero che cominciava già a dare degli obblighi per un'elite di soggetti privati. Adesso con lo European Accessibility Act invece chiaramente queste situazioni vengono un po' a essere meglio strutturati, si allarga enormemente la platea e quindi ci sarà anche un maggiore impegno di Agid anche da questo punto di vista, in quanto Agid è a norma di legge l'autorità digitale per i servizi. E dei vari strumenti che abbiamo messo a disposizione ne abbiamo già parlato, quindi non ruberei più di tempo alla discussione. Sul white paper, lo abbiamo detto, sarà, penso entro 2 mesi sarà completato e quindi darà la possibilità di avere un documento tecnico su quella accessibilità digitale in Italia. Sarà presentato nel corso di un evento in cui speriamo di avere la maggiore partecipazione possibile, e poi c'è accanto anche il laboratorio di tecnologie assistive che stiamo costruendo proprio in questi giorni a secondo piano della nostra palazzina dove siamo in Via Lizza a Roma, e deve essere, noi lo vediamo come un punto importante di collaborazione anche privato e pubblico, non solo pubblico, quindi la possibilità nel caso di testare determinate applicazioni anche con tecnologie assistive in maniera tale da consentire questi test anche a pubbliche amministrazioni che magari non hanno quelle tipologie di macchine o di apparecchi, per cui possono rivolgersi a noi per fare questi test, ma questo lo vogliamo vedere anche come un servizio ai privati e vogliamo in qualche maniera fare una sorta di di laboratorio di idee in cui far convergere appunto quelli che sono poi le esperienze pubbliche e private in genere. Per quanto riguarda i risultati conseguiti in Veneto, credo che siano sicuramente molto importanti. Vedo che c'è stata un'acquisizione molto elevata di tecnologie assistive, quindi questo è un aspetto importante. Poco tempo, però, se vogliamo, ben speso. Formazione interna, la formazione in questo aspetto è assolutamente importante, perché comunque dietro ai concetti di accessibilità, come abbiamo detto prima, ci sono aspetti molto più complessi, per cui non è proprio esattamente una cosa facile riuscire a formare le persone, anche perché quando noi costruiamo un PDF dobbiamo capire come costruirlo in maniera accessibile dall'inizio e non dalla fine, perché poi aumentano in quel caso sicuramente i costi, per quanto riguarda le necessità di dover poi riadeguare tutto. Se vogliamo, con i dati del Comune di Venezia, ho preso quelli che diciamo erano i più rappresentativi, il Comune di Padova. Quindi diciamo che, quindi vado a concludere, io vi ringrazio i colleghi delle amministrazioni con cui abbiamo lavorato in questo periodo, grazie per la pazienza anche che avete avuto in alcuni casi, e comunque auspico che possiamo lavorare insieme per poter sempre più migliorare il diritto all'accessibilità da parte di tutti. Grazie a tutti. Grazie Ingegner Romano, credo che il suo intervento sia stato collocato correttamente, perché effettivamente ci ha consentito di avere un'ulteriore occasione di sguardo verso il futuro. Mi fa piacere stare davanti ai dati, che sono i dati riassuntivi un po' del lavoro svolto, e che è stato possibile proprio per la sinergia dei 3 enti, anche rispetto a tutta l'attività che è stata svolta sul territorio. Quindi anche noi abbiamo fatto squadra, così come Agid ha una squadra, e credo che il concetto di squadra sia quello vincente, cioè uscire dall'autoreferenzialità e imparare a lavorare insieme, soprattutto per la soluzione di questioni così complesse.
dietro al concetto di squadra, come direbbe Velasco, si è squadra quando non si cercano i capri espiatori e i colpevoli, ma quando c'è un problema il sistema cerca le soluzioni insieme. Quindi io approfitto di questo per lanciare l'ultimo intervento, che è un ulteriore sguardo verso il futuro, con un componente della squadra che è Regione Veneto, e in questo caso Antonino Mola, ma Eleonora Galesso, che mi perdoni il dottor Mola, ma Eleonora è stata una colonna rispetto a tutta l'attività sul territorio e quindi insomma ci tengo a dirlo. Grazie. Ultimo intervento, io ringrazio tutto perché veramente vedere che siete rimasti fino alla fine è uno degli elementi che ci consentono di dire che questa cosa sta funzionando, e proprio per questo, visto che siete rimasti tutti, poi alla fine non vorrei vi disturbasse, ma avremo modo di come dire, brindare insieme e chiudere insieme in maniera conviviale questa mattinata. Io faccio accomodare, vi faccio accomodare. Grazie a voi. E quindi lascio la parola ai colleghi della Regione Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Antonino Mola e lavoro alla direzione Agenda Digitale della Regione del Veneto. E intanto anch'io sono stato contento di scoprire che sono un nativo digitale. E vi devo dire che prima di salire qui sul palco dei colleghi mi hanno detto: Antonino, abbiamo fame, quindi la farò breve, però volevo lasciarvi con 3 riflessioni che aprono a 3 proposte che vorremmo farvi come Regione Veneto. Le faccio velocemente perché devo dare la parola alla protagonista di questa esperienza, Eleonora, che, come abbiamo detto più volte, è stata veramente una forza. Sviluppare in 9 mesi un progetto così complesso con tanti enti, ci è voluta solo la sua determinazione. E quindi passo velocemente alle 3 cose che volevo recuperare dalla discussione che è stata fatta stamattina. La prima è che sicuramente c'è un problema culturale. Sappiamo bene nelle nostre amministrazioni come l'accessibilità sia vissuta come un adempimento, anche un po' fastidioso, diciamoci la verità, no? Perché e quindi l'idea di poter affrontare questo problema, come si è detto giustamente, no? Non categorizzandolo, ma come un'opportunità per sviluppare al meglio il nostro lavoro di mettere a disposizione dei cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci. E questo tipo di obiettivo, secondo me, lo dobbiamo raggiungere attraverso delle proposte concrete. Io ne lancio una come Regione Veneto. Secondo me è necessario che vi sia una campagna annuale di sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità, per come li abbiamo descritti, che metta assieme le associazioni, la pubblica amministrazione, ma anche le aziende ICT del nostro territorio, perché sono delle opportunità per rivedere e riprogettare la nostra capacità di pubbliche amministrazioni, che io credo bisogna cercare di spingere in termini culturali verso i decisori, verso i dirigenti della pubblica amministrazione, verso gli operatori. La seconda questione che volevo in qualche modo condividere con voi è più metodologica. La pubblica amministrazione del Veneto è molto complicata. Noi siamo circa 560 comuni. Se poi contiamo tutto il resto delle amministrazioni, forse superiamo i 1000 enti solo nel nostro territorio. È evidente che affrontare questioni di questo tipo che intercettano comuni piccoli e piccolissimi, nel Veneto oltre 300 comuni sono sotto i 5.000 abitanti,
pensare di delegare a questi comuni che non hanno competenze, non hanno personale, sono in sofferenza, pensare di delegare questi importanti obiettivi a queste amministrazioni è complicato. Regione del Veneto ha spinto nella fase di progettazione di queste azioni affinché, ad esempio, nell'azione 142 vi fossero anche delle risorse verso il territorio, verso la formazione non solo degli enti che partecipavano al bando, e quindi Regione Veneto, in questo caso il Comune di Venezia e il Comune di Padova, ma ha spinto affinché vi fossero delle risorse per portare la formazione al territorio e per sviluppare quello che avevamo già fatto da diversi anni, la creazione di una comunità sull'accessibilità. Quindi la seconda proposta che noi vi lasciamo come ipotesi, naturalmente come Regione Veneto ci impegneremo su queste 3 questioni, è la necessità di investire nella comunità degli esperti di accessibilità della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto un'esperienza molto importante con il Comune di Padova e con il Comune di Venezia, ma dobbiamo allargarla e investire in questa esigenza di provare a portare i nostri colleghi a avere una capacità di design sull'accessibilità sempre più efficace. Terzo punto, e vado veramente perché sennò qualcuno mi dice che... terzo punto, abbiamo un'opportunità straordinaria per riprogettare le nostre interfacce, le nostre modalità di relazionarsi in termini di servizi con i cittadini, che vengono dalle tecnologie emergenti, no? L'intelligenza artificiale, una per tutte. Solo qualche anno fa non avremmo potuto immaginare interfacce utente di un certo tipo. Oggi la tecnologia è matura e ci può permettere di ridisegnare in maniera disruptive, in maniera completamente diversa l'interfaccia utente. Quindi anche qui la terza proposta: noi oggi stiamo riprogettando MyPortal. Prima avete sentito l'intervento. È questo prodotto che noi mettiamo a disposizione di tutti gli enti del nostro territorio. Abbiamo un importante investimento che sarà sviluppato nei prossimi anni. Ci piacerebbe che il nuovo MyPortal adottasse le nuove tecnologie e ribaltasse il concetto dei siti della pubblica amministrazione. Non so come la vedete voi, però per me è insopportabile 560 siti che più o meno fanno tutti le stesse cose, che obbligano gli utenti a un dialogo difficile, non si riescono a trovare le cose. Riusciamo a riprogettare un sito unico per la pubblica amministrazione, magari attraverso delle interfacce vocali che utilizzano le nuove tecnologie per rendere più accessibile la pubblica amministrazione ai cittadini? Questa è la terza sfida. Noi come Regione Veneto investiremo nel nuovo MyPortal e lo faremo includendo gli enti del territorio, includendo le associazioni, includendo anche le aziende ICT in un percorso di coprogettazione che vorremmo in qualche modo fosse a disposizione di tutti. La faccio veramente breve e do la parola prima dei saluti finali a Eleonora, che ci darà un'illustrazione, un po' una sintesi di quello che è stato fatto. Prego Eleonora. Grazie. Cercherò anch'io di essere telegrafica. Anzitutto ringrazio Antonino che ha avuto la fiducia in me nell'affidarmi questo progetto. Io sono una piccola persona sulle spalle, che è salita sulle spalle di una grande squadra che ci ha supportato in tutte le fasi del progetto e che approfitto anche di questo momento per poter ringraziare.
Nel tentativo di essere abbastanza telegrafica in questa chiusa, vorrei cercare di lasciarvi pochi elementi di riflessione. Uno è una parola che è prospettiva, un pochino la prospettiva nella quale vogliamo metterci, nella quale ci siamo messi per realizzare tutto l'intervento. Le linee d'azione della misura 142 ormai le conosciamo, per cui non andrò ad approfondirle. Semplicemente la parte, ad esempio, di acquisto dei software non è stato un mero acquisto, è stato il cercare di vedere l'attività lavorativa di una persona con disabilità dal suo punto di vista, quindi cercare di rendere il lavoro accessibile, il lavoro migliore. Lo stesso la parte di formazione, abbiamo cercato di individuare le strutture che fossero maggiormente coinvolte nell'erogazione dei servizi digitali, nella comunicazione e nel rapporto con il personale. Per quel che riguarda i servizi digitali da correggere, la scelta è ricaduta abbastanza naturalmente su 3 LED che afferiscono alla piattaforma MyPortal, di cui già avete sentito parlare. In particolare noi abbiamo scelto la prenotazione degli spazi comunali, la richiesta di patrocinio e la prenotazione appuntamenti. La scelta è dovuta al fatto che speriamo che la ricaduta positiva che ha avuto questa riprogettazione avvenga sul maggior numero di utenti possibile. Abbiamo cercato di non solo correggere gli errori di accessibilità, ma anche coinvolgere gli enti all'interno di una riprogettazione del servizio per migliorarne anche l'usabilità. Per quel che riguarda la formazione sul territorio, io credo che sia stato un pochino il fiore all'occhiello di questo progetto, che non si sarebbe potuto realizzare senza una profonda sinergia tra gli enti, non soltanto in termini economici, ma soprattutto in termini di contributo di idee e di soluzioni che ci hanno permesso poi di arrivare a questo evento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo erogato i corsi di formazione di taglio, diciamo, differente per ciascuna di quelle che possono essere le mansioni dei dipendenti. La proposta è stata fatta a tutte le pubbliche amministrazioni del Veneto e dopodiché sono stati erogati 6 laboratori online e 7 eventi in presenza. Questi 7 eventi in presenza ci hanno permesso di togliere il filtro dello schermo e quindi di rendere ancora più impattante quella che è l'affrontare una determinata tematica secondo appunto il punto di vista di una persona con disabilità. L'eredità che questa misura ci ha lasciato è un'eredità in parte misurabile. Abbiamo già visto i numeri prima, quindi 43 dipendenti che hanno ricevuto 209 tecnologie assistive. Ci sono altre persone che sono state coinvolte, che poi di queste tecnologie non hanno avuto necessità, ma che di fatto hanno potuto prendere parte a questo progetto. I 3 servizi reingegnerizzati, 100 dipendenti formati all'interno dell'amministrazione che speriamo, oltre ai concetti di accessibilità e di usabilità, abbiano acquisito anche quella che è una diversa forma mentis, che è quella che ci permette di vedere un servizio, un'attività, qualsiasi cosa noi andiamo a fare all'interno della pubblica amministrazione proprio da un punto di vista diverso e, se vogliamo, anche inusuale, perché non è sempre facile prendere in considerazione il punto di vista di una persona con disabilità, ma speriamo che questo progetto ce ne abbia dato l'occasione. Per quel che riguarda il corso di formazione sul territorio, appunto la cosa più importante è che questo numero di utenti formati, che è un numero elevato secondo me dal punto di vista, se consideriamo la tematica dell'accessibilità, quello che noi vorremmo lasciarci alle spalle è una rete di utenti diffusa molto capillarmente all'interno del territorio, che possa anche fungere da catalizzatore e da punto di riferimento per chi non ha le risorse in questo momento per poter approfondire le tematiche dell'accessibilità. Questa slide è necessariamente incompleta, però ci dà un'idea di quelle che sono state le persone coinvolte. 20 associazioni di volontariato coinvolte come relatori, ma molte di più sono state quelle presenti come uditori. Molte amministrazioni coinvolte, molte tipologie di amministrazioni diverse, comuni, unioni di comuni, province, ma anche vigili del fuoco, forze dell'ordine, istituti scolastici. Quella che è stata un pochino per me la sorpresa di questi eventi in presenza è stata che ogni evento sia colorato diversamente a seconda di quelle che erano le specificità territoriali. In alcuni territori erano molto presenti, appunto, ad esempio forze dell'ordine e vigili del fuoco, le cui esigenze in termini di comunicazione accessibile sicuramente sono molto diverse, anche se con numerosi punti di contatto, da quelle di una scuola o da quelle di un comune, per cui da ognuno di questi eventi siamo usciti con tantissimi spunti di riflessione che speriamo di riuscire a mettere a frutto nei prossimi anni. Lo stesso vale per le associazioni di volontariato.
Sono realtà estremamente eterogenee con esigenze molto molto diverse, tutte quante assolutamente degne e con necessità di essere considerate nella progettazione di un servizio accessibile. All'interno del portale MyExtranet, che è il portale che Regione del Veneto mette a disposizione per il contatto con uno dei portali che Regione del Veneto mette a disposizione per il contatto agli enti del territorio, troverete la pagina di progetto con tutte le informazioni, con i materiali che sono stati distribuiti all'interno dei vari eventi, sia da parte delle associazioni che da parte dei relatori che sono intervenuti. A ognuno di questi eventi in presenza è intervenuto almeno un relatore di peso che sull'accessibilità aveva esperienza pluriennale. A breve non sono ancora disponibili, ma stiamo lavorando perché lo siano il prima possibile, verranno messi a disposizione proprio all'interno di questa pagina, dove troverete elencati tutti gli eventi, anche gli interventi dei singoli relatori che potranno essere visionati. Adesso spostiamo un pochino, questo è quello che l'142 ci ha lasciato, proviamo a spostare lo sguardo un pochino in avanti. Noi proponiamo dei contenitori, questi contenitori però necessariamente hanno bisogno di essere riempiti e perché questo contenuto abbia un senso è necessario che parta dalle esigenze concrete delle pubbliche amministrazioni e degli utenti. La prima proposta che vi facciamo è quella della coalizione, vi chiedo scusa, io non vedo le slide, quindi è quella della coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. La coalizione sostanzialmente è una realtà che consente a Regione del Veneto di fare diffusione verso gli enti del territorio che sono aderenti delle competenze digitali, consentendo ai dipendenti delle amministrazioni di fornire un servizio migliore ai cittadini. Molte sono le attività della coalizione, una di queste sarà sicuramente il rimettere a disposizione il corso sull'accessibilità dei servizi digitali che si sta concludendo in questi giorni e che necessariamente adesso ha bisogno di un periodo di sedimentazione per permetterci di portare a termine tutte le attività del progetto, ma che rimetteremo a disposizione. Un'altra delle strutture che ci mette a disposizione la coalizione sono i gruppi di approfondimento, ovvero gruppi di lavoro tra pari che vertono attualmente su 19 tematiche diverse e che permettono un confronto e una messa a fattor comune di esperienze e di soluzioni. Il gruppo dedicato all'accessibilità è il gruppo Service Design, URP e Accessibilità. Che cosa facciamo all'interno di questo gruppo? La proposta che vi faccio molto banalmente è: ditemelo voi, aiutateci a popolare questo gruppo e a riempirlo. Noi facciamo alcune proposte. Le proposte sono la messa a fattor comune di esperienze e di soluzioni, di una progettazione comune di modelli che ci permettano di integrare l'accessibilità all'interno del processo di produzione di un servizio digitale fin dall'inizio. Che cosa possiamo fare ancora in questi gruppi? Possiamo fare formazione. Se nasce l'esigenza dell'approfondimento di un determinato tema, ecco che possiamo cercare assieme la possibilità di trovare esperti, trovare risorse. Possiamo testare le soluzioni che sono proposte. Uno tra tutti i temi che vengono più facilmente in mente in questo momento è l'usabilità, oltre che l'accessibilità di un servizio. L'accessibilità che prevede analisi sia manuali che automatiche. Viceversa, l'usabilità prevede necessariamente il coinvolgimento degli utenti. Questa potrebbe essere uno dei tavoli in cui andiamo a fare questo tipo di analisi. Come ci si iscrive ai gruppi? Vedete il QR code tramite il quale potete raggiungere la pagina del gruppo Service Design URP e Accessibilità. Il gruppo è sempre raggiungibile comunque dal portale MyExtranet sotto la sezione Progetti e Gruppi di Lavoro. Cliccando sul tasto collabora e poi sulla pagina che si apre successivamente su chiedi di collaborare, si viene iscritti a questo gruppo e nel caso non si trovasse la propria amministrazione basta utilizzare l'opzione azienda e eventualmente informarci in modo che possiamo inserire al sistema anche un'amministrazione che dovesse risultare mancante. Per quel che riguarda, i gruppi di approfondimento sono dedicati essenzialmente alle pubbliche amministrazioni, almeno per il momento, questa è l'accezione che ne abbiamo dato. Per i cittadini c'è la comunità dei cittadini amici,
un altro contenitore che ha bisogno di essere riempito di contenuto, e questo contenuto speriamo che ce lo diano le associazioni di volontariato che sono state coinvolte all'interno di questi eventi, e anche tutte quelle che hanno partecipato come auditori. Penso ad esempio a un fortissimo contributo che ci è stato dato dai centro servizi volontariato, che hanno fatto un po' da hub di diffusione all'interno di questa iniziativa. Iscrivendosi ai cittadini amici noi poi possiamo risalire ai contatti e provare a proporre degli strumenti di partecipazione. Attualmente questi strumenti sono questionari, sono gruppi di discussione, ma non è detto che non possano cambiare a seconda delle esigenze che vengono raccolte. Il sogno nel cassetto, il tendere, è quello che le due comunità diventino in qualche modo osmotiche, per cui che i gruppi di approfondimento siano anche tavolo di confronto sia per i cittadini, per le pubbliche amministrazioni e i cittadini, sia per le aziende. Chiudo velocemente semplicemente facendo appunto un attimino di retrospettiva. Se noi andiamo a pensare all'evento di lancio che abbiamo fatto in questo progetto il 3 ottobre, vediamo veramente quanta strada abbiamo fatto e quanto è stata importante la sinergia con il Comune di Padova e il Comune di Venezia. Non saremmo arrivati dove siamo arrivati da soli. È vero che la strada da fare è ancora tanta, però è anche vero che abbiamo iniziato un percorso molto, molto bello e molto importante. Ecco, la sinergia è stata veramente fondamentale e credo che lo sarà sempre di più in futuro nelle successive collaborazioni. Quello che mi piacerebbe lasciarvi è la richiesta di un piccolo impegno concreto, ovvero questa è la stessa cosa che io dissi a uno degli eventi in presenza che abbiamo fatto, che presentò qualche piccola difficoltà perché non era molto affollato, diciamo, il periodo era un po' quel che era, per cui eravamo in pochi, però ci siamo presi l'impegno, ognuno nel suo piccolo, di provare a integrare qualcosa che si portava a casa da questo evento all'interno della propria attività lavorativa. Il risultato sono state tutta una serie di azioni che sono state messe in campo dai singoli comuni, il rifacimento del sito istituzionale del comune che ci ospitò a quell'evento, per cui la ricaduta del piccolo impegno di molte persone è stata veramente molto concreta e molto grande, e io credo che possiamo assolutamente replicare. Vi ringrazio. Grazie Eleonora, resta qua con me che così siamo insieme, e chiederei anche a Federica però di venire qua e a Dario, perché poi ricostituiamo la squadra. Senza dilungarci molto, ma solo perché l'immagine che ci ha restituito Eleonora mi sembra importante, cioè l'aver seminato, aver messo sul terreno tanti semini, quindi siamo partiti, non è finita. E quindi, come dicevamo all'inizio, questo non è un evento finale e questo progetto ha consentito veramente di seminare tanto. Dopo ciascuno di noi dare il proprio contributo, innaffiare il semino e vediamo insomma se riusciamo a realizzare un bosco, o quello che mi auguro, e non invece una oasi sperduta nel deserto. Ma questo veramente è il contributo di tutti. Le risorse ci sono, quindi usiamole. La sensibilizzazione e il contribuire al cambiare la cultura, percorso lungo, ma anche su questo insomma ci mettiamo tutti il nostro e riusciremo sicuramente a cambiare le cose. Grazie a tutti per essere rimasti veramente qui fino alla fine e niente, insomma, vi accomodate, se vi accomodate qui al buffet che insomma brindiamo insieme.